avete domande che vi vengono in mente mentre Stefano parla, potete mandare la domanda, poi dopo io la leggerò per voi, d'accordo? Quindi adesso non vi faccio aspettare oltre, ho visto che anche chi aveva dei problemi che mi ha scritto è riuscito a risolverli. E niente, buona serata, godetevelo. Un abbraccio a tutti, bello vedervi, ciao. My turn? Yes. Ok, allora, innanzitutto grazie Regina e grazie a Salus Bellatrix e a Francesca per insomma, l'organizzazione, anche se effettivamente è stata una cosa tirata in piedi in 2 giorni, per cui mi scuso anticipatamente per sicuramente diciamo, molti problemi o diciamo, incertezze che potrebbero saltare fuori durante la conferenza. Io sono Stefano Re, adesso non credo che sia il caso di stare a dilungarmi su chi sono, anche perché potete andarvelo a cercare, c'è sul mio sito, c'è il mio scarnissimo curriculum vitae e invece le mie numerosissime interventi e espressioni, opinioni, battaglie, cose che potete controllare se avete voglia di confrontare questi dati. Quello che stasera presenterò qui è una conferenza che si chiama 95 per niente, e che ho preparato nell'arco, insomma, che raccoglie il materiale che ho analizzato nell'arco almeno degli ultimi 3 anni, in alcuni casi un pochino di più. E che cosa c'è da dire di importante come premessa? Una cosa molto breve. Sia per spiegare questo materiale, sia per comprenderlo, sia per ragionarci sopra, non occorre alcun tipo di preparazione, ma proprio alcun tipo, cioè sì, magari saper leggere, giusto se uno vuole proprio leggere le cose, e basta, e poi un minimo di funzioni neuronali. Non servono lauree in niente, per cui né da parte mia per presentare questo materiale, né da parte di chi lo riceve per riceverlo. Ci saranno anche alcuni studi scientifici che citerò, ma ovviamente, qui voglio essere molto chiaro, io non ho una preparazione scientifica, non ho titolo per fare divulgazione scientifica in alcun modo. Io parlo esclusivamente di logica elementare e cito in alcuni casi appunto dei dati, che possono essere i dati statistici o i risultati, le conclusioni di alcuni studi scientifici, che però non sono miei e su quali io non è che posso dire sono veri più che quanto possa dire sono falsi, semplicemente perché non ho le competenze per dirlo. Li cito come tali, poi sono... allora, quando facevo la conferenza dal vivo, io poi davo anche la possibilità di ricevere una mail con tutti i riferimenti e i link. Anche in questo caso non so bene come ci si organizzerà, ma chi vuole poi i riferimenti di ogni singola cosa che viene citata, ogni singolo dato che viene citato, faremo in modo di farla avere tramite, immagino, Salus Bellatrix. Quindi niente, sostanzialmente di cosa parlerò io? Vorrei anche qui essere abbastanza chiaro, io non parlerò di vaccini nel senso specifico del termine. Primo, perché non ho le competenze per farlo, secondo, perché non è questo l'oggetto della conferenza. L'oggetto della conferenza non sono i vaccini e non sono neanche le vaccinazioni, sono l'insieme di notizie, di informazioni pubbliche che sono state date appunto da politici o altri esponenti di varie diciamo, aree della società, di varie aree vari strati della società, in particolare i media e i giornalisti, che verranno esemplificate, farò vedere gli articoli, farò vedere in alcuni casi video, insomma quello che viene detto, e poi i dati, o comunque quello che è possibile reperire riguardo ai dati a cui in teoria fanno riferimento queste affermazioni, così tutti potranno valutare tranquillamente dal loro punto di vista quanto le affermazioni fatte e i dati corrispondano. Quindi si tratta di un mero esercizio di logica, ok? Questo giusto per tagliare la testa al toro su tutte le eventuali e legittime, no, forme di dubbio del tipo questo non ha la preparazione per, oppure come faccio io a sapere se questa cosa è vera o falsa. Quindi non si tratta di vero o falso, c'è uno che dice quella roba è nera e poi c'è un dato che dice di che colore è quella roba e poi ognuno trae le sue conclusioni. Per iniziare questa cosa io cercherò, ci sono le slide, quelle che durante la conferenza dal vivo proietto, qui in questo caso cerco di farle vedere con lo share screen, quindi dovreste vederle sullo schermo. E adesso niente, avvio direttamente la conferenza con la prima slide vera e propria, che è questa, che in realtà è un video che vi lascio vedere e ascoltare. Ciao a
C'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini per un'epidemia di morbillo molto grave. Sono morti 270 bambini, sono morti 270 bambini. Di morbillo si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo, l'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini. Allora, il video che avete visto e spero anche sentito è un video in cui ci sono due spezzoni tratti da due televisioni, televisioni a copertura nazionale, una era, se non erro, la 7, l'altra è un canale della RAI, con dei programmi andati in onda, non so bene se in prima o seconda serata. C'erano le date relative anche in cui sono stati trasmessi, quindi parliamo di cose pubbliche, non di cose segrete o in qualche modo non reperibili, e la persona che avete sentito parlare, per chi eventualmente non lo sapesse, era il ministro della salute, cioè allora ricopriva la carica di ministro della salute in Italia e si chiama Beatrice Lorenzin. Ora, questo è il ministro della salute e, come si vede nel video, va in TV e parla a distanza di un anno quasi, no, cioè un po' di mesi, perché diciamo, uno è stato verso la fine di un anno e poi l'altro all'inizio di quello dopo, praticamente lui è andato in televisione e, come avete sentito, ha annunciato di questa terribile epidemia che ha colpito l'Inghilterra di morbillo, in cui sarebbero morti tutti questi bambini. In un caso dice 270, nell'altro dice 200, non è molto chiaro se parlasse di due epidemie diverse addirittura o della stessa, ma con numeri variabili. Il punto è che questo è il ministro della salute e va in TV a dire questa notizia. Ora, già nel video veniva diciamo, sottolineato che i dati ufficiali sembrano smentire questa cosa, però uno dice, vabbè, ma nel video possono farmi vedere un po' quello che gli pare, perfetto. Allora andiamo a vedere sul sito del governo del United Kingdom, cioè dell'Inghilterra, che è questo che state vedendo adesso. Ho fatto degli screenshot per comodità. Allora vediamo che sito del governo dell'Inghilterra, questo è il Public Health England, quindi la parte dedicata alla salute pubblica in Inghilterra, e questa è la pagina dedicata proprio alle measles death, cioè le casualty, i morti, insomma i decessi collegati a morbillo. E abbiamo questo documento che è interessante, ricerca e analisi, la search and analysis, Measles Notification and Death in England and Wales, dal 1940 al 2016, cioè tutti i casi di decesso registrati in Inghilterra e nel Wales dal 1940 al 2016. Vediamo che qui iniziava col 1940 qui in basso, poi ci sono tutti gli anni, non ho fatto ovviamente lo screenshot di ogni singolo, arriviamo direttamente agli anni interessati. Allora, Beatrice Lorenzin, ministro della salute italiano, è andata in televisione nel 2014 e all'inizio, insomma nel 2015, e ha parlato sempre di un'epidemia avvenuta l'anno scorso, per cui orientativamente dovrebbero essere gli anni in questione il 2013 e il 2014. Ecco i casi, li vedete qua. Nel 2013 in Inghilterra e nel Wales ci sono stati 6.102 casi segnalati di morbillo e c'è stato un decesso, non 270 bambini, ma un decesso. Nel 2014 ci sono stati 1.800 casi certificati di morbillo e 0 decessi, non 200 ma 0. Questi sono dati ufficiali. Non è che, come dire, ci si può girare intorno, ma magari avete truccato i dati, sei un complottista, che ne so. Cioè, questi sono i dati del sito del governo inglese, del Ministero della Salute. Tra l'altro, così per inciso, come nota di colore, quell'un decesso collegato al morbillo del 2013 che è scritto qui sotto, il 2013 one death was reported, ed era un uomo di 25 anni, un giovane uomo di 25 anni, okay, che ha avuto una polmonite acuta come complicazione proprio del morbillo.
Però a 25 anni, ecco, io fatico a considerarlo bambino, fatico anche a considerarlo molteplice fino a diventare 270 se è uno. Però, allora, il punto su cui vorrei sottolineare qui è che molte persone possono giustamente percepire questa notizia, no? Valutarla se non la conoscevano già e dire, vabbè, è noto che a volte i politici dicono cazzate. È vero, è noto e succede spesso, immagino succeda costantemente, insomma, è normale, ma non solo i politici, anche le persone normali, però i politici ricoprono un ruolo un po' particolare, soprattutto quando non sono così politici in cerca di voti, in una campagna elettorale che magari raccontano scemenze di ogni genere, ma ricoprono cariche pubbliche, cioè in quel momento svolgono funzioni pubbliche. In questo caso specifico la signora Lorenzin era ministro della salute, cioè la massima autorità per quanto riguarda la salute nel paese Italia, nella nostra nazione. Quindi la persona a cui il pubblico deve, diciamo, scontatamente dare la massima fiducia. Cioè la persona che dovrebbe avere il massimo possibile dei dati, verificarli nel modo più rigoroso possibile e diffonderli nel modo più chiaro e completo e veritiero possibile. Ecco, che vada non in una, ma in 2 televisioni nazionali, a distanza poi di mesi l'uno dall'altro, a dire una cosa del genere, che è smentita completamente dai dati e sono dati reperibili con una facilità, diciamo, enorme, ecco, io lo trovo estremamente significativo. E è per questo che lo uso come introduzione a questa conferenza. Cioè, qui si apre un problema, che è: che cosa ci stanno raccontando? Perché quante persone vanno sul sito in inglese del governo inglese a controllare se quello che ha detto il ministro della salute a porta è vero o è una balla colossale? Cioè, nessuno. O meglio, qualcuno dovrebbe andarci. Chi? I giornalisti. I giornalisti, quando un politico dice sono morti 270 bambini ieri nel mio pianerottolo, dicono, ma andiamo a vedere sto pianerottolo, sentiamo i vicini, vediamo se ci sono sti cadaveri, dove cavolo sono sti bambini, no? Ecco, allora questa è la prima delle domande che vado a pormi. Se anche il ministro era ubriaco, ha avuto un momento, gli hanno dato dei dati sbagliati, era una trappola, gli hanno dato apposta dei dati per 2 volte, non se n'è accorta, vabbè, era circondata di spie, di incompetenti, quello che volete. Ma tutti i giornalisti, ma tutti i medici, tutta la comunità scientifica, quella che si indigna per le fake news e condanna, cioè, non se n'è accorta che questa sia inventata la morte di 270 bambini, una volta 200 l'altra, facciamo un totale di 470 bambini in un paese europeo? È possibile che non se ne sia accorto nessuno, perché nessuno ha detto niente. Cioè non è che Bruno Vespa, che quella sera diceva ma siamo matti, no? Il dottore lì in studio che diceva sì, ma il morbillo noi abbiamo modo adesso col vaccino di fare tutte le cose per salvare i bambini, no? Ecco, possibile che quelle gente lì non gli sia venuto il dubbio di controllare, o che non si sia accorto, qualcuno della redazione non gli abbia fatto una telefonata e ha detto guardate che avete detto una minchiata enorme, no? E allora magari fare una rettifica il giorno dopo, la settimana, il mese dopo. Ma cazzo, anche adesso, a distanza di anni, fate una rettifica, alzate la mano e dite guardate, qualche anno fa abbiamo raccontato una scemenza clamorosa, ci siamo sbagliati, eravamo ubriachi, avevamo avuto un momento di mancamento, ma ditelo. Invece no, non ha detto niente nessuno. Nessuno, nessuno, cioè lo dice Stefano Re in internet e ovviamente se provo a dirlo su Facebook ci chiudono la diretta, difatti siamo su Zoom perché questo è privato, Salus Bellatri ha pagato dei soldi per avere questo spazio e quindi possiamo farlo, ma se lo dico su Facebook o su YouTube ci censurano il video, perché viola lo standard dei social. Ecco, questo secondo me è il problema, non tanto le balle, in questo caso la balla enorme, che comunque è un problema, tra l'altro è un problema anche in termini legali, perché si chiama tecnicamente procurato allarme, e il fatto che sia un'autorità dello Stato, addirittura a spacciare una menzogna, creando allarme sociale, perché insomma dire che c'è in giro una malattia che ammazza bambini a raffica come le mitragliatrici naziste, insomma è una cosa spaventosa, è una cosa che preoccupa le persone. Questo si chiama procurato allarme, è un reato. Ecco, per cui diciamo che il fatto che succeda una cosa del genere di per sé è grave e richiederebbe insomma una reazione di qualche tipo, ma la cosa più terribile è che non ci sia stata alcuna reazione, cioè che nessuno abbia detto niente.
E questo secondo me è il primo dato da mettere in conto, diciamo. Andiamo avanti, perché una reazione io l'ho trovata, non lo sa nessuno ovviamente, però io sono andato a spulciare e una reazione l'ho trovata, ed è questa che vi mostro in questa terza slide, che è una interrogazione parlamentare fatta l'11/07 del 2017, 11 luglio. I firmatari sono Carlo Sibilia e Roberto Fico. Roberto Fico, vi ricordo che attualmente è una delle cariche più importanti dello Stato, perché se non sbaglio è il presidente, adesso non vorrei dire una scemenza, della Camera, mi sembra. Comunque, insomma, non è esattamente l'ultimo dei portieri, no? Cioè, ha un ruolo anche istituzionale importante. Ecco, lui, assieme a Carlo Sibilia, cioè un suo collega dell'allora Movimento 5 Stelle, e oggi non si sa bene, firmano questa interrogazione parlamentare. Ecco qua l'atto ufficiale, Camera interrogazione, risposta scritta, perché richiede una risposta scritta, qui c'è il numero di protocollo, presentato da Sibilia Carlo, lunedì 10 luglio 2017, e vediamo qua, firma Sibilia Fico al Ministro della Salute, e qui adesso non ve lo sto a leggere tutto perché purtroppo devo andare un po' più in fretta di quanto vorrei, però sostanzialmente ripercorre quello che vi ho fatto vedere, spiegando cosa è successo, che cosa è stato detto e quanto quello che è stato detto sia incongruente con i dati reali. E poi per inciso vi segnalo, perché è interessante, poi non mi ricordo se nelle slide dopo se ne parla ancora, comunque giusto perché è un nome che magari è bene che qualcuno non si dimentichi, si parla anche in questa interrogazione parlamentare della curiosa presenza di questo soggetto nominato dirigente del Ministero della Salute, cioè questo Ranieri Guerra, questo signore che firma atti pubblici riguardanti i vaccini, e nello specifico è stato considerato e definito dalla stessa Beatrice Lorenzin quale l'autore ufficiale della legge per l'obbligo vaccinale in Italia. Ecco, questo signore Ranieri Guerra, che sostanzialmente scrive la legge vaccinale con obbligo in Italia, da curriculum, leggo dalla interrogazione parlamentare, siede nel CDA della Fondazione Glaxo. Fondazione Glaxo, che è una fondazione creata dalla GlaxoSmithKline, che è la ditta che produce i vaccini che questa legge rende obbligatori per 60 milioni di persone in Italia. Ecco, difatti l'interrogazione parlamentare chiede, insomma, se qualcuno si sia accorto che potrebbe esserci un piccolo conflitto di interessi in questo signor Ranieri Guerra, che scrive la legge che obbliga tutti i bambini che nascono in Italia a vaccinarsi con i vaccini che produce la ditta per cui lavorava fino a ieri, no? Cioè, e difatti dice anche quali siano i suoi orientamenti al riguardo e se in che modo intende affrontare la questione. Magari la questione sarebbe dovuta essere affrontata in qualche modo, no? E poi anche se in che modo intende rettificare quelle che paiono alle interrogate delle affermazioni errate portate all'attenzione dell'opinione pubblica. Perfetto. Ecco, questa interrogazione parlamentare del 10 luglio, no? Scritta, presentata il 10 luglio 2017, registrata l'11 luglio 2017, è ancora in attesa di risposta. Stiamo attendendo che non più Beatrice Lorenzin, perché ovviamente non è più al Ministero della Salute, ma neppure Giulia Grillo, che l'aveva sostituita. Adesso c'è Speranza, non so tra quanti altri anni, qualche rappresentante al Ministero della Salute deciderà che forse bisogna anche rispondere a un'interrogazione parlamentare che riguarda questi eventi, queste situazioni, oppure invece diranno che ormai insomma è roba passata, chi se ne frega, è andata così. Però questa è l'unica reazione che c'è, e ovviamente nessuno lo sapeva. Adesso almeno voi lo sapete. Ora, questa invece è una piccola premessa che però in realtà accorcerò molto per ragioni di tempo, cioè, allora io qua di volta in volta metto dei titoli diciamo, ai capitoli, alle parti di cui parlo. In questo caso il capitolo è La medicina non è una scienza, è la parte introduttiva, in cui vorrei contestare questo deriva, perché non si può definire in un altro modo, di tipo culturale, che da qualche anno a questa parte continua a descrivere la medicina come una scienza. Addirittura se andate su Wikipedia Italia, e Wikipedia oramai sta diventando veramente una collezione eccezionale di follie innominabili, alla voce appunto medicina viene considerata una scienza, la scienza medica. Ecco, il punto è che la medicina non è una scienza. Non è una scienza, ma non lo è dalla sua fondazione, nel senso che appunto, come cito qua, la frase di Ippocrate stesso, che dice con innocenza e purezza io considero la mia vita e la mia arte, è considerata un'arte la medicina. Se non un'arte, perlomeno una pratica. Perché? Perché non è una scienza la medicina? Perché le scienze sono quel tipo di disciplina
che si basa su dei calcoli, cioè si basano sulla continua e costante riproduzione di un calcolo che funziona sempre allo stesso modo. Non è che 2 più 2 fa 4 una volta, però poi dopo un po' in un'altra situazione magari fa 5 o 7 o 10. Fa 4 e basta, no? Quella è una scienza. Invece nella medicina l'oggetto non sono numeri teorici, questo è importante a tenere a mente, sono corpi e persone fisiche. E i corpi biologici sono talmente complessi che non reagiscono sempre allo stesso modo alle stesse cose. Per cui, diciamo, quando per esempio si parla di una malattia, qualunque malattia, diciamo il morbillo, perché poi ne parleremo parecchio di morbillo, ecco, bisogna vedere non soltanto se c'è il morbillo e se c'è un malato di morbillo, ma che malato di morbillo, quanti anni ha, come ha messo tutto il resto del suo corpo, che cosa ha mangiato, da quanti anni mangia così, se fa sport, se corre, in che condizioni è il suo sistema immunitario, dove vive, se ha accesso all'acqua potabile. No? Ecco, invece qui le variabili vengono ridotte estremamente, c'è solo morbillo, persona malata, vaccino, soluzione. Questo è cercare di trasformare in una scienza, quella che non è una scienza, cioè la medicina, attribuendogli la stessa rigorosa, no, certezza che è propria delle scienze. Però le scienze hanno questa caratteristica essenziale, lavorano su piani teorici, cioè descrivono modelli teorici. I modelli teorici sono esatti, quando sono descritti sono rigorosi, seguono delle premesse in maniera coerente, sono esatti, non c'è modo di, come dire, sbagliare, basta mettere le cose, se metti i numeri giusti e il calcolo in modo giusto, il risultato è sempre quello, però è teorico, non è reale. Il mondo reale ha invece una serie di variabili che non sono mai presenti nell'ambito teorico e nella medicina questo è fondamentale. Cioè qualsiasi tipo di cura, qualsiasi tipo di terapia deve affrontare un insieme di variabili così ampio da rendere necessariamente la medicina una pratica o addirittura, come la definiva Ippocrate, un'arte. Questo è il difetto enorme che oggi sta avvenendo, cioè il fatto di cercare di considerare, trasformare e trattare la medicina come una scienza, quando non lo è. Io non so se sia democratica o non sia democratica, ma di sicuro non è esatta la medicina. Non si può trattarla come una scienza esatta, perché non lo è. E trattarla come una scienza esatta produce alcune delle mostruosità che poi vedremo in seguito. Ora, a conclusione di questa premessa, dico che non è Stefano Rea che vi dice che la medicina non è una scienza, anche perché io a livello logico le competenze ce le ho, ma non ce le ho magari a livello di dettaglio storico, di approfondimento. È qualcun altro, ve lo presento, si chiama Giorgio Cosmaccini, è docente di storia della medicina presso la facoltà di filosofia e quella di medicina e chirurgia dell'Università Vita Salute San Raffaele ed è anche docente presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Milano. È considerato il maggior storico della medicina italiana. Ecco, lui ha scritto questo libro che vedete qui di fianco, c'è la copertina, che si intitola La medicina non è una scienza. Poi vabbè, qui ci sono un po' di estratti, un po' di cose, io qui taglio un po', giusto per dire che non è che ve lo racconta un complottista strano, pazzo, cioè ve lo dice una persona considerata il maggiore storico della medicina in Italia. Ecco, altro titolo. Ecco, qui io comincio a presentare quelle che magari in maniera un po' provocatoria, questo è un po' il mio stile, mi conosce lo sa, non è che per questo io penso di avere la verità in tasca, però mi piace dichiarare le cose in maniera anche un po' roboante, perché a volte le persone magari così alzano gli occhi e cercano di ragionare. Le chiamo balle, quelle che presenterò qua, e questa è la prima delle balle che voglio presentare, cioè quella che definiamo emergenza morbillo. Ora, vivendo adesso ai tempi del Covid, ovviamente del morbillo ci siamo dimenticati completamente, però per chi ancora ha un po' di memoria storica, fino a pochi mesi prima che arrivasse il Covid, l'emergenza in cui vivevamo immersi tutti fino alle orecchie era quella del morbillo. C'era questo morbillo terribile, io lo chiamavo letal morbillo, che secondo fonti di stampa e un numero indefinito, che dopo alcuni le vedremo nel dettaglio, di soggetti e divulgatori di vario tipo, era una minaccia letale all'esistenza della nostra specie, che andava immediatamente debellata di corsa con tutti i mezzi disponibili, perché altrimenti sarebbe stata la fine. Ecco, perché io dico che l'emergenza morbillo è una balla, lo vediamo con un po' di dati. I primi dati che presento sono questi in questa slide, sono del European Center for Disease and Prevention and Control, che è l'ente europeo di controllo delle malattie infettive. Questi dati in particolare ne ho estratti, ovviamente, mi diranno cherry picking, perché sa cosa vuol dire, chi se ne frega, io comunque ve li faccio vedere, poi ognuno ragiona in modo suo.
Questi sono i dati relativi alla Germania, questi relativi all'Austria, riguardano, come dice la prima riga, copertura vaccinale e casi milione per anno. Parliamo di morbillo. Allora vediamo che in Germania la copertura vaccinale è il 97%, quindi molto elevata, è sopra la soglia famosa del 95%, che poi vedremo più avanti con calma, mentre in Austria purtroppo sembra che la copertura vaccinale sia piuttosto bassuccia. Siamo a 76, ci sono stati anni in cui è stata attorno a 70 addirittura. Quindi ecco, dovrebbe essere che l'Austria dovrebbe avere un grosso problema, visto che su questo morbillo, se non c'è la copertura vaccinale, siamo fregati, no? Ecco, se valutate negli anni, vedete che nel 2011, per esempio, partendo dal basso, in Germania c'erano circa 20 casi, diciamo, arrotondando milione di morbillo, ogni milione di persone di morbillo, e in Austria ce n'era la metà, anche se la copertura vaccinale era tra l'altro più bassa, del 76% nel 2011. Però vabbè, ok. Diciamo che potrebbe essere stata un'annata particolare. L'anno dopo, nel 2012, i casi sono quasi uguali, ce ne sono un pochino più in Austria in realtà, ma un filo di più, 2,3, di là 2, ok, per milione. Nel 2013 vediamo che la Germania impazzisce e arriva a 21 casi, quasi 22 casi per milione di morbillo, mentre in Austria stiamo intorno ai 10, cioè la metà. Che uno dice, ma che succede? Nel 2014 in Germania i casi diventano 5,4 e invece in Austria zoomano su a 13,3. Cosa vuol dire questo? Almeno cosa sembra voler dire, perché poi appunto bisogna valutare, ci saranno mille altri fattori, come dicevo prima, che rendono inesatti i calcoli. Però così a occhio e croce, che dove la copertura vaccinale è altissima e dove la copertura vaccinale è più bassa, le cifre di casi milioni di morbillo nel corso degli anni variano, diciamolo in maniera francesistica, a cazzo di cane. Cioè vanno un po' su, vanno un po' giù, ma non sembra che ci sia una coerenza rispetto alla copertura vaccinale. Altrimenti qui in Austria dovrebbe essere stato sempre più elevato rispetto che in Germania. Magari di poco, magari di tanto, ma dovrebbe essere un trend chiaro. Il trend non c'è proprio per niente, si va su e giù, un po' a vanvera. Però non è che basta un dato preso a cavolo. Un altro elemento, nel 2017 i titoli dei giornali sono fatti a gara a presentare appunto l'emergenza morbillo in particolare in Europa, cioè dicendo l'Europa è... Siamo praticamente fregati, cioè c'è quasi l'estinzione perché insomma i casi di morbillo skyrocketing, aumentano a dismisura, è un disastro, bisogna correre ai ripari. Ecco, vediamo due calcoli. La popolazione europea nel 2017 erano 740 milioni circa, 739 un po' di briciole. I casi di morbillo in Europa nel 2017 sono stati 21.315, cioè la percentuale che c'è qua, lo 0,0028, eccetera. C'è chi può dire, ma magari è stato perché c'erano le vaccinazioni. Diciamo anche forse, non lo so, anche perché non è che nel 2017 improvvisamente le vaccinazioni sono aumentate, se c'era l'allarme, no, bisogna aumentare le vaccinazioni, evidentemente non sono considerate abbastanza le vaccinazioni. Ora io non voglio dire sono pochi, sono tanti, non lo so, io dico semplicemente, mi sembra che lo 0,002, cioè 21.000 casi di morbillo, cioè non persone che muoiono, persone che pigliano il morbillo, su 740 milioni, non la definirei un'emergenza. Poi magari mi sbaglio, magari invece 21.000 persone che pigliano il morbillo su 740 milioni sono un'emergenza terribile. Di fatto ce l'hanno presentata come un'emergenza terribile, a me non, insomma così, a occhio, a logica, diciamo, non mi sembra quella grande emergenza. Allora, dicevo, ok, casi di morbillo in Europa 21.000, quindi questa percentuale, quindi di per sé appunto a me non sembra che sia quella grande emergenza. Poi potrebbe essere un fatto importante da segnalare, da controllare, però io non la definirei emergenza come è stata definita, per cui per me l'emergenza è una balla. Ma in particolare vediamo un dato che sembra ancora più interessante, cioè i decessi per complicanze. Ecco, questo così proprio in briciole. Io non sono uno scienziato, non mi intendo di medicina, eccetera, eccetera, però da quello che so, che ho letto, che ho capito anche da parte diciamo delle più varie fonti, non solo di quelle di un tipo o di un altro, il morbillo non è una malattia letale, cioè non è una malattia che tu la prendi e muori, no? È una malattia che se tu hai dei problemi di vario genere, che possono essere immunodeficienze, possono essere difficoltà, possono essere che sei un bambino dell'Africa, non hai accesso all'acqua potabile, sei denutrito, eccetera, eccetera, puoi anche creparci, con delle complicazioni, cioè non per il morbillo di per sé, non è che pigli il morbillo e il morbillo ti uccide, ma può crearti delle complicazioni dovute appunto a questo contesto che possono addirittura arrivare ad accopparti.
Ecco, nel caso specifico in Europa, nel 2017, di morti per complicanze da morbillo, quindi non da morbillo, ma complicazioni da morbillo, diciamo collegati al morbillo, sono stati 35 persone su 740 milioni. 35 morti. Quindi dicevo, i decessi per complicanze su 740 milioni sono 35 nel 2017. Ora, è possibile, 35 morti su 740 milioni, cioè fate mente locale, non sono 740.000 persone, che già sarebbe un numero irrisorio, su 740 milioni di persone, 35 morti. Ora, sembra una battuta, ma sono estremamente più pericolosi i fulmini rispetto al morbillo. Cioè i fulmini sono, per essere precisi, poi ci sono, credo che ci sia da qualche parte dopo nelle slide il calcolo, i fulmini uccidono circa 40 volte di più del morbillo in Europa. 40 volte, cioè vuol dire che per ognuno che crepa per una complicazione di morbillo, 40 persone muoiono colpite dai fulmini. Quindi, signori, io dico che se c'è un'emergenza morbillo, allora siamo al disastro fulmini. Cioè dobbiamo tutti girare con un parafulmini nella giacca, perché è la fine. Cioè 40 volte tanto. Immaginatevi il problema, la paura, il pericolo, gli sforzi che si fanno per combattere il morbillo e moltiplicateli per 40. Quelli sono il problema fulmini. Ditemi quanta paura avete dei fulmini. Questo per dire che, a mio parere, i numeri vi dicono che l'emergenza morbillo non c'è. Vi cito un articolo. Questo articolo è del Corriere della Sera, del 27 marzo 2019. Verrà citato anche in seguito, per cui qui non si vede il titolo del Corriere della Sera, ma me lo ricordo bene. È un articolo in cui incidentalmente, poi vedremo perché incidentalmente, perché tratta di un fatto specifico, ma parla della situazione negli USA. Quindi parliamo dell'emergenza morbillo. Leggiamo cosa dice. Dice che dal 1 gennaio al 21 marzo di quest'anno, siamo nel 2019, ci sono stati 314 casi di morbillo, ben 314 in 15 diversi stati, negli Stati Uniti. In 15 stati abbiamo avuto la terribile epidemia di 314 casi di morbillo, è un disastro. Difatti, secondo i centri di controllo per la prevenzione delle malattie, nel 2018, cioè l'anno prima, erano stati 372, un'altra catastrofe atomica, più del triplo rispetto all'anno precedente. E l'aumento, questa è fantastica, è stato collegato ad attivisti anti-vaxxer. Cioè, siccome alcuni non erano d'accordo sul fatto di vaccinarsi o di vaccinare i loro figli, essendo attivisti, magicamente hanno aumentato i contagi. Poi del triplo, da un anno all'altro, che gli anti-vaxxer nel 2018 improvvisamente hanno fatto un'offensiva sugli stati, no? e hanno aumentato del triplo, quindi di 200 casi in 15 diversi stati degli Stati Uniti. Poi non solo gli anti-vaxxer, questi attivisti pericolosissimi, ma anche a viaggiatori non vaccinati che avrebbero portato il morbillo rientrando negli USA, visto che la malattia, questa è fantastica, è stata dichiarata sconfitta nel paese nel 2000. Allora, fermiamoci un attimo. Nel 2000 gli Stati Uniti sono stati dichiarati measles non free, ma l'altra parola adesso non ce l'ho presente, è una parola ufficiale, che significa che la malattia non sta più aumentando. I casi stanno o sono stabili o stanno diminuendo. Però, ovviamente, la notizia viene diffusa come negli Stati Uniti è stato debellato il morbillo dal 2000. Poi dopo vedremo i casi che c'erano nel 2000 di morbillo. Ma la cosa fantastica è che siccome poi, 19 anni dopo, cioè nel 2019 o 18, nel 2018, ci sono 370 casi su 800 milioni di popolazione, 800 milioni, 372 casi, sono morte sono morte più persone colpite dalle meteoriti in questi anni di quanti abbiano preso il morbillo. Ok? Morti colpiti da meteoriti e preso, non morti di morbillo, preso, perché gli sono venuti brufolini in faccia. Questa emergenza terrificante viene data la colpa appunto agli attivisti anti-vaxxer dal Corriere della Sera, cioè non dal gazzettino dell'ubriaco, e a viaggiatori non vaccinati che arrivano e untori, essendo non vaccinati automaticamente diventano anche infettivi e malati subito, perché se uno non si vaccina, come tutti sanno, automaticamente è anche malato e infettivo subito verso tutto il mondo, ed è colpa sua se gli altri si ammalano. Ora, rendiamoci conto, cioè questa è l'informazione.
nell'arco di 3 righe ti raccontano una serie di scemenze tali che viene da pensare che sia una presa in giro, no? Che uno dice, ma è un articolo di Lercio. No, è il Corriere della Sera. Vediamo i casi. Stati Uniti, numero di casi di morbillo riportati per anno. Ok? La fonte è il CDC, cioè l'ente ufficiale di centro controllo delle malattie infettive negli Stati Uniti. Ora vediamo che il morbillo, poi lo vedremo in tutti i grafici perché è la caratteristica del morbillo, che è una malattia ciclica, cioè fa delle onde, sale, scende, sale, scende, sale, scende. A volte sale di più, a volte di meno, queste sono cose che gli epidemiologi possono stare a spiegarvi perché e per come. Di fatto, qui vediamo con estrema chiarezza che nel 2014 i casi di morbillo erano 667, non so se totali o insomma comunque o percentuali, comunque credo totali perché prima si parlava di 300, insomma, no? Difatti eccoli qua, 372 casi del 2018, l'emergenza che vedete dice 3 volte tanto il 2017, che erano solo 120, perfetto, quindi qui, secondo il Corriere della Sera e tutta la stampa del mondo, c'è stato l'intervento tra questi 2 anni, no? Tra il 2017 e il 2018, tra questo 120 e questo 372, c'è stato l'intervento terrificante degli anti-vaxxer che quell'anno non si sono vaccinati, non hanno fatto vaccinare i bambini, e poi dei profughi untori che sono entrati negli Stati Uniti portando il male, il morbillo, e quindi, vedete, ben 372. Ecco, il Corriere della Sera non ha pensato di controllare se nel 2010 al 2011 sono passati da 63 a 220, o dal 2012 al 2013 sono passati da 55 a 187, o addirittura dal 2013 al 2014 che siamo passati da 187 a 667. E qui non c'è stata nessuna emergenza. Oltre a non esserci stata, diciamo, un'ecatombe e l'estinzione umana, proprio non se ne è accorto nessuno, non se ne è filata nessuno nel 2014. Mentre nel 2018, con 372 casi, dichiariamo l'emergenza, l'allarme mondiale, bisogna immediatamente fare delle leggi obbligatorie, vaccinare la gente per volontà, il coprifuoco. Qui l'aumento del 300% che segnala il Corriere della Sera, sì c'è, ma c'è ogni 2-3 anni, perché è il ciclo del morbillo, ed è uno dei motivi, poi lo vedremo alla fine, per cui il morbillo va tanto di moda. Siccome continua ad andare su e giù, ogni 2 o 3 anni potranno dire disastro, siamo all'emergenza, rispetto all'anno scorso aumento della Madonna. Sì, grazie al cazzo, succede ogni 3 anni. Però questo, se lo scopre Stefano Re, è possibile che non lo scoprano i giornalisti o gli epidemiologi? Possibile che gli epidemiologi, quando leggono sul Corriere della Sera aumento del 300%, non rispondano, facciano una piccola annotazione, dicendo guardate, il Corriere della Sera ha sbagliato, come dire, si è scordato che questo aumento succede ogni 2 anni, no? Lo sappiamo, siamo scienziati, ditelo. No, non pensano sia il caso di dirlo al pubblico. Al pubblico basta dire che c'è l'emergenza e siamo in allarme. Va bene. Ecco, usciamo dagli Stati Uniti e andiamo a vedere qualche altro posto. Per esempio questa è l'Ucraina, e questi sono gli anni dal 1990 al 2017, quindi uno span time abbastanza elevato, e vediamo in rosso i casi di morbillo, in blu qua sopra la copertura vaccinale, quella tratteggiata è della seconda dose, quella linea unica è della prima dose. Questi dati sono del WHO, cioè dell'OMS, WHO è il nome inglese dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e dell'UNICEF. Quindi non è che sono i dati del sito di Gino Panza, sono dati teoricamente straufficiali, no? Ecco, questi ti dicono, vedete, che il morbillo va su e giù perché fa i suoi cicli, e poi di quando in quando, come è successo magari nel 93, che ha fatto un picco, anche se qua era più preparato, poi nel 2006 ha fatto un picco enorme qua in Ucraina, chissà cosa è successo, nel 2012 ne ha fatto un altro, nel 2017 un altro, però insomma qua le cose vanno su e giù, eccetera. Allora, qui notiamo 2 cose. Uno, che la copertura vaccinale era abbastanza alta fino agli anni 90, cioè comunque alta, insomma, alta, bassa, sì, questo è il 100, per cui percentuale era quasi al 100%, insomma, comunque, insomma, viaggiava tra il 90 e il 100%, e i casi di morbillo andavano su e giù. Tra l'altro anche lievemente diminuendo, quindi magari che bello, effettivamente uno dice, le vaccinazioni funzionano, riescono a... Poi però cosa succede? Guardate, nel 2006 c'è un picco mostruoso, e già uno dice, curiosa sta cosa, possibile, se le vaccinazioni erano rimaste alte tutti quegli anni, vuol dire che ogni anno quasi il 100% dei bambini veniva vaccinato, quindi insomma doveva esserci sempre meno gente che poteva prenderselo sto morbillo, no? E invece dopo 15 anni di vaccinazione al 90%, o tra il 90 e il 100, abbiamo un picco enorme.
E a questo qualche dubbio lo dovrebbe far sorgere. Uno dice, cosa è successo? Com'è possibile che una popolazione che da tanti anni viene immunizzata, tra virgolette, come si dice, dal vaccino, poi invece scoppia una cosa così ampia? Non dovrebbe più esserci popolazione suscettibile, o comunque dovrebbe essere diminuita nel tempo, non può aumentare di botto. Allora, poi vedremo nel dettaglio cosa può essere successo, però qui la cosa interessante è che appena dopo, cioè negli anni seguenti, 2007, 2008, 2009, le vaccinazioni hanno un picco in caduta, libera. Cioè la gente si vaccinava molto meno. E guardate un po', il morbillo continua a restare non solo basso, ma a abbassarsi. Cioè nell'arco dal 2006 al 2017, che sono stati degli anni in cui, cioè 10 anni, non parliamo di una roba che è durata un annetto, qualche mese, una variazione strana, 10 anni di fila in cui le vaccinazioni sono calate brutalmente, cioè guardate fin dove sono scese. Per la seconda sono scese al 30%, dal 100, quasi il 100% al 30%, qui al 40%, e per la prima sono arrivate al 60%, sono risalite all'80%, sono riscese di nuovo fin quasi a 40%, e poi hanno avuto di nuovo un aumento. Io qui non ho i dati che arrivano dopo, sarei curioso di vedere cosa cavolo è successo. Però qui, così, a spicchi e spanne, sembra che dove c'è la copertura alta, il morbillo più o meno c'è, quando la copertura si abbassa, il morbillo più o meno scompare. Cioè, e questo è molto curioso. Però noi abbiamo l'emergenza morbillo. Ecco ancora l'Ucraina, questi dati sono in un'altra forma grafica, e di nuovo vedete, copertura elevata, morbillo, insomma abbastanza basso, copertura più elevata, ma molto più elevata, dal 56 al 78, e boom, i casi di morbillo sono enormi, copertura che si abbassa, a distanza, vedete, qui di 2 anni, qui di altri 4 anni, no? Copertura si è abbassata a 42, casi di morbillo quasi scomparsi, 2017 copertura che si rialza, casi di morbillo che si rialzano. È un po', cioè, insomma, qualche dubbio viene, dice che sta succedendo. Di nuovo, qui andiamo in Italia, adesso abbiamo visto gli Stati Uniti, adesso vediamo un po' l'Italia, qui di nuovo a fianco c'è un altro grafico che è simile per certi versi in California. Cioè abbiamo l'andamento delle coperture vaccinali e dei casi di morbillo dal 2007 al 2017, 10 anni, in Italia. Qui abbiamo la copertura nell'anno precedente e qui i casi di morbillo. Perché copertura nell'anno precedente? Perché in effetti è interessante, perché uno dice, non è che un anno vaccini la gente immediatamente è un risultato, ma se l'hai vaccinati l'anno prima, in teoria hai tutta un'intera ondata di popolazione, nuovi arrivati che sono vaccinati, quindi dovrebbe avere un effetto l'anno dopo. Quindi si valuta la copertura dell'anno precedente e i casi di morbillo dell'anno vigente. Vedete qua, 2007, 2008, 2009, vedete un po' i numeri. Casi di morbillo 595, copertura 88. La copertura sale un po', 89, i casi vanno a 5.000. La copertura sale ancora a 90, i casi sono 760. Sta a 90, 3.000. Sta a 90, 4.600. Sta a 90, 622. Sta a 90, 2.002. Cioè, scende a 88, 1.600. Scende a 86, 250. Scende a 85, 865. Risale a 87, 4.087. Qual è come dire, lo schema che ne esce? Lo dicevo prima, a cazzo di cane. Cioè, che la copertura e i casi non vanno d'ordine insieme. Poi magari ci sono dei trend d'ordine di un qualche tipo, però il fatto è che il morbillo esplode, vedete, fa dei casi, 5.000 casi, e poi si rimpicciolisce, poi riesplode, poi si rimpicciolisce, poi riesplode, e non gliene frega niente della vaccinazione, della copertura. Se sentite miagolare nel sottofondo sono i miei gatti, è un altro degli inconvenienti di fare la conferenza da casa, non posso cacciarli, sono loro al massimo che cacciano me. Quindi stavo dicendo, se valutiamo in Italia le coperture vaccinali... Ricordati i tempi. Sì, ci provo. E il caso di morbillo, ci provo, è ridicolo, perché sono in ritardo marcio, vediamo che non c'è una coerenza. Qui è interessante perché anche, faccio vedere molto velocemente questo in California, perché abbiamo anche qui il cover, la copertura vaccinale, questo è l'anno 2000, questo è l'anno 2019, e qui sono addirittura le coperture per singoli tipi di vaccinazioni, la polio, l'MMR, che è il vaccino contro il morbillo e la rosolia, il DTaP, che è quello contro il tetano e la pertosse, e l'Hep B, che è quello contro l'epatite B, ok? Allora, vedete che nel 2000, cioè l'anno in cui è stato dichiarato eliminato il morbillo e in cui erano tutti contenti perché dicevano, guardate, allora, come dicevo, in questo secondo schema qua è interessante perché si vede anche per diversità di tipo di situazione, i numeri diversi tra il 2000 e il 2019. Il 2000 è l'anno in cui
è stato dichiarato eliminato, ecco, era la parola giusta, il morbillo negli Stati Uniti, che non vuol dire che non c'era più, vuol dire che non erano più, i casi non crescevano più, ma andavano calando, e quindi tutti festeggiavano gli alti livelli di sicurezza ottenuti con i vaccini. Quindi vedete, le vaccinazioni in generale erano in California al 92%, nel 2019 sono al 95%. Eppure è l'anno in cui siamo nel disastro e il pericolo massimo e bisogna obbligare tutto il mondo a tutto per sopravvivere, no? Ok. Curioso, nel 2000 si festeggiava che eravamo al sicuro col 92 e nel 2019 il 95 invece non basta più, siamo nei guai. L'MMR2, cioè la vaccinazione per il morbillo, era al 95,4, adesso è al 96,9, è salita, ma siamo lo stesso, è un disastro. La vaccinazione per la polio era al 96, è salita. La vaccinazione per il tetano era al 95, è salita. Per l'epatite era al 96,4, è al 97,6, è salita. Il numero di bambini che venivano, che erano esenti dalla vaccinazione era 4.616 nel 2000. Quando eravamo al sicuro c'erano 4.616 bambini che non erano vaccinati, qui non so se è percentuale o assoluto. Nel 2019 sono 4.111, sono diminuiti gli untori, sono diminuiti questi terribili piccoli maligni untori, come li ha definiti qualche luminare. Eppure qui con tutte le coperture sono aumentate, gli untori sono diminuiti, ma siamo così in pericolo che bisogna rendere obbligatorio tutto per tutti e violare i diritti a destra e a manca, per salvarci dall'emergenza. Ma perché nel 2000 era una festa e oggi è un disastro? Che siamo messi meglio di allora? Viene sospetto, forse qualcuno qui ce la racconta un po' strana, un po' come succede alla Lorenzin quando si sbaglia sui morti. Ecco, emergenza morbillo, qui andrò velocissimo, molto semplicemente, questi sono la media annua di morti in Italia, e sono andato a reperirmi le fonti, qui purtroppo non posso segnare tutte le fonti, ma ce n'è una fila così, perché sono tutte prese dai enti di vario genere, per le più varie motivazioni. Ci sono all'anno da 10 a 20 morti per puntura di insetto, ecco, dicevo prima, da 10 a 15 morti colpiti dai fulmini, ok? E poi varie complicazioni gravidanti, eccetera. Sottolineo giusto questo dato, 49.000 morti per infezioni ospedaliere, cioè gente che va in ospedale stando bene, piglia un'infezione e muore, no? Gli sei andato in ospedale a curarti, ma ti hanno ammazzato le infezioni, in ospedale, presi in ospedale, inquinamento, tumore, malattie del sistema circolatorio, 230.000, ecco, da 0,3 a 1,5 morti annui correlati al morbillo. Questi sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Tra l'altro anche un pochino contestati, però vabbè, non importa, facciamo finta che siano validissimi. Ogni anno, statisticamente, mediamente, poi uno dice, ma quell'anno ne sono morti 8, grazie al cazzo, erano 4 anni che ne morivano 0, statisticamente ogni anno muoiono da 0,3 a 1,5 morti. Diciamo così, andiamo a spanne, quasi 1, no? Ok? O meno di 1, però diciamo circa un morto correlato al morbillo all'anno, contro, cioè solo gli insetti ne accoppano 20 volte tanto. Solo gli insetti in Italia, senza parlare di 230.000 morti, no? Allora, io non dico, perché uno risponde, ma ogni singola persona che puoi salvare è viva, è importantissima la vita umana, sono tutti bei discorsi, però io qui sto parlando di risorse. Se lo Stato ha tot risorse, dove le deve mettere? Cerchiamo di salvare 49.000 persone dalle infezioni ospedaliere con, non so, 120 milioni di euro, o li spendiamo per convincere tutti a vaccinarsi perché non muoiano circa una persona? No? Queste sono le scelte politiche, no? Sulle quali magari bisognerebbe ragionare un po'. In ogni caso, al di là delle scelte politiche e ragionamenti che vengono oltre, qui l'emergenza morbillo con questi numeri non la vedo. Ecco l'articolo del Corriere della Sera di cui parlavamo prima, cioè quello di cui ho citato la parte quando parla della situazione negli Stati Uniti. Qui parla dell'epidemia di morbillo. Una contea di New York bandisce i bambini non vaccinati dai luoghi pubblici. Sembra una barzelletta, ma è successo veramente. Ci informa Silvia Turin. Io qua metto sempre il nome e il cognome anche dei giornalisti, perché se qualcuno vuole avvertirli che stiamo parlando di loro e di cosa hanno detto, se vogliono venire a raccontarci perché hanno raccontato queste cose, io sono contentissimo. Allora, vediamo che Silvia Turin firma questo articolo sul Corriere della Sera, parlando di malattie infettive, e dice che la misura estrema è per contrastare l'epidemia di morbillo in corso a Rockland County. Cioè c'è questa epidemia a Rockland County, 153 casi da ottobre, un disastro, una cosa terribile. Il governatore, qui chi viola l'ordine sarà deferiti all'ufficio, insomma ne farà di tutti i colori. Va bene, quindi c'è un'epidemia terribile al punto che questa contea di New York ha bandito, cioè ha vietato
ai bambini non vaccinati di frequentare i luoghi pubblici. Per essere precisi, l'ordinanza diceva di avvicinarsi a qualunque luogo in cui ci siano più di, mi sembra, 5 persone o 10 persone. Per cui se c'erano 10 persone i bambini dovevano stare lontani perché erano pericolosi. Attenzione, quali bambini? Non bambini malati, quindi infettivi, di morbillo, che non fa un cazzo, ma non importa, almeno malati. No, no, bambini sani, solo che non hanno preso un farmaco. Ai bambini sani che non prendono un farmaco viene vietato di avvicinarsi ai luoghi pubblici con altre persone perché per reasons. Qualcuno un giorno ce lo spiegherà. Andiamo a vedere il dettaglio. Parlavamo della Rockland, della contea di Rockland, dove è stato fatto questa cosa. Ecco, vediamo, la popolazione è 328.868, questo era nel 2017, la contea di Rockland. C'erano 328.000 persone. Adesso ascoltate, più che altro leggete, questa telefonata che è stata fatta al Dipartimento della Salute della contea di Rockwell. I'm calling Rockland County Hospital. Hi, I'm calling with a question. I'm just concerned because I have an infant child who is not able to get the MMA, and it's just, I'm actually coming in the next week. Okay. All right. Yeah, and I'm just concerned because I keep hearing that there's this huge I outbreak. know. It's a lot of times there's a lot of stuff going on with this information. Do you know how many like active cases there are? I mean, Right now, they are talking about 5 possibly, but the numbers are starting to grow. And that's our concern after last year. It only began last year. right. One case. And then what happens is people don't have any kinds of, people, children. And we understand there's some things that are religious, what matters, and there's also a lot of things. But it's for us, protecting public health. Oh, absolutely. Yeah, I don't want to, pretty much go out and expose my infant. If there was, I heard there was a couple of like 100 people, but I guess if it's only really 5 cases right now, that's just too bad. Right. Like they have, they were hoping it would slow down, but it just started up again. That's really concerning. But you always wear a robe to the active environment. Yeah. Okay, no problem. Thank you so much. Oh, you're welcome. Have a good night. You too. Bye-bye. Bye-bye. Okay, people, did you hear that? There's only 5 active cases, and they did a state of emergency. Seriously? Seriously. Questa telefonata, l'avete sentita, è al Dipartimento della Salute di questa contea, dove è stato vietato ai bambini non malati, sani, ma non vaccinati, di uscire di casa praticamente, di frequentare posti pubblici. Ban è durato, mi sembra, una settimana, giù di lì, perché poi è intervenuto un giudice federale e ha detto, col cavolo, l'ha distrutto, ha smontato questa cosa e è tornata a una sorta di legalità. Però per una settimana bambini sani sono stati costretti a non frequentare posti pubblici perché c'erano 5 persone su 328.000, quasi 330.000, che avevano il morbillo e che stavano a casa loro col morbillo, perché avevano il morbillo e stavano a letto a grattarsi, insomma, no? Ecco, c'erano 5 casi nelle case, 328.000 persone, tutti i bambini che non prendono un medicinale, sani come pesci, non possono frequentare posti pubblici. Questa è l'emergenza morbillo. Questo è un altro articolo del Corriere. Corriere ha un buon curriculum riguardo alle balle raccontate. Qui la balla è copertura collegata a questo magico 95 per niente. Allora, questo è del 24 giugno 2018, questo è firmato da Simona Ravizza, che ci informa, Corriere Salute del Corriere della Sera, che in Lombardia ci sono ancora 5 vaccinazioni sotto la soglia di sicurezza.
Allora, devo andare molto velocemente, vedremo nel dettaglio dopo quello che c'è scritto qua, perché lo analizziamo con calma. Praticamente ci dice varie cose, ci dice che varie malattie per ognuna ci dà la percentuale attuale e alcune, come dice, sono sotto il 95 magico per cento, e quindi è un dramma secondo il Corriere della Sera. Ora, tra le cose che scrive, potete andare a vedere l'articolo originale, scrive letteralmente poliomielite, tetano, difterite, epatite B e pertosse, per le quali nel 2013 la copertura superava seppur di poco il 95%, si è scesi sotto tale soglia. Ora, i dati che seguono li snocciolerò un po' velocemente, ma vi faccio subito l'introduzione, che è quella che fa comprendere di che si tratta. La stampa, ma anche una serie di testimonial particolarmente in gamba, ci hanno raccontato negli anni scorsi che c'è questo magico 95%, quello che io qui chiamo 95 per niente. Che cos'è questo 95%? Ma è la soglia di immunità di gregge, lo sanno tutti. Sopra siamo al sicuro, sotto siamo fregati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se almeno il 95% delle persone fosse vaccinato, saremmo salvi, secondo la narrativa ufficiale. Ora, la soglia dell'immunità di gregge, che innanzitutto è una teoria, non è un fatto, cioè non è una roba che funziona, è una teoria, è quello che dicevo all'inizio, un modello matematico. Si fa un modello matematico e si vede che se un tot di persone diventano immuni, non vaccinate, immuni a una certa malattia infettiva, in base all'infettività di quella malattia, si può calcolare quante persone in un ambiente, diventando immuni, bloccano l'infezione della malattia, il contagio della malattia. Perché? Perché se una malattia tende a infettare un sacco di persone, ma intorno a tutte persone immuni, non infetta nessuno e si ferma lì il contagio e quindi siamo salvi. Ok? Questa è l'immunità di gregge. Però l'immunità di gregge, che è una teoria matematica, non è una realtà di fatto, che cosa succede? Che non è una e vale per tutti, ok? Dipende dalla infettività, quello che si chiama R0, di una malattia. Quindi ogni singola malattia, ma addirittura a volte diversi ceppi della stessa malattia, che hanno R0 diversi, hanno immunità di gregge con un numero diverso. Quindi non è che c'è il 95 e vale per tutti. Ci sono malattie che può essere il 95, altre che può essere il 98, altre che può essere il 30. Ecco, adesso vediamo un po' quelle malattie per cui ci è stato detto dal Corriere della Sera con grande allarme che in Lombardia siamo ancora nei guai. Queste poliomielite, tetano, difterite, epatite B e pertosse, dice, se bene di poco siamo sotto sto 95, no? Quindi che paura. Allora, il tetano non è contagioso. Non è contagioso, ok? Non è che lo dice Stefano Rella, è già scritto in tutti i manuali di medicina di base. Vuol dire che se io ho il tetano non posso attaccarlo a nessuno. Non è che ti tocco, ti pigli il tetano, ti sputo, in qualche modo ti arriva il tetano. Non ti arriva, fine, ce l'ho io, me lo tengo io. Per prenderlo bisogna avere un taglio, entrare in contatto con una roba che sostanzialmente sono dei batteri che vivono nelle feci degli animali, eccetera, eccetera. E poi deve stare all'interno senza contatto con l'aria, altrimenti muore da solo. Vabbè, comunque che sia, il concetto è che non è contagioso. Quindi il 95% del tetano vuol dire un cazzo di niente. Non ha alcun senso. Il tetano è al 100% su chi ce l'ha, fine. O ce l'hai o non ce l'hai. Non esiste nessun'altra percentuale, non esiste immunità di gregge. Ma il Corriere della Sera si premura di farci sapere che siccome la vaccinazione per il tetano è un po' sotto il 95, siamo nei guai. Perché? Perché? Reasons. Non si sa. Balle. B. La poliomielite. Ancora ci dicono che è un po' sotto il 95, quindi è un guaio. Peccato che l'R0 della poliomielite è tra l'80 e l'86%. Quindi se siamo un poco sotto il 95, siamo enormemente sopra l'immunità di gregge. Siamo immuni, siamo salvi, siamo già a posto, non c'è niente da fare, non deve aumentare un cazzo, non c'è nessuna preoccupazione. Quindi di nuovo, tetano, balla, poliomielite, balla. Ok? Poi abbiamo la difterite, e adesso vado più veloce per non stare a perdere troppo tempo. La difterite R0, 6-7 tra 84 e 86. Siamo coperti. L'epatite B è al 34% l'immunità di gregge dell'epatite B, porco Giuda. Siamo al 95. Qui possiamo vendere immunità all'estero. Se siamo nei guai economicamente, vendiamo un po' di immunità all'estero, immunità di gregge, ne abbiamo 3 volte tanto di quello che ci serve qua. No, secondo il Corriere della Sera dobbiamo preoccuparci di alzare l'immunità perché come si fa se no l'epatite ci uccide tutti. La pertosse, 82%, siamo al 95%. Poi,
Dopo questa fracassata di palle, sempre lo stesso articolo, quel genio di Silvia Torin ci dice che per l'Haemophilus influenzae B, l'HIV, la copertura è rimasta stabile, intorno al 94,5, come dire, ragazzi, dai, qui ci siamo quasi, siamo salvi. Ma è fantastico. Peccato che l'immunità di gregge per l'Haemophilus influenzae è al 70%. Ma che ce ne frega se siamo al 94,5, ma fossimo anche al 71, siamo già sopra l'immunità di gregge. Ma per il Corriere della Sera no, perché non siamo al 95% che è quello magico. No? Corsera, per il morbillo, parotite e rosolia, finalmente il morbillo. Abbiamo il dramma, proprio qui siamo alla catastrofe, siamo calati di quasi 4 punti percentuali rispetto ai dati del 2013. Perfetto, parlavamo qui, sono un articolo, siamo nel 2018, per cui dal 2013 per qualche motivo siamo calati di 4 punti percentuali, saltiamo un po' di anni, non si sa perché, ma non importa. Quindi siamo nei guai, perché anziché essere al 90%, come sembra fossimo nel 2013, siamo all'86,6%. Dramma, vuol dire che morbillo, parotite e rosolia ci stermineranno. Peccato che di nuovo la parotite ha l'86% come immunità di gregge. Quindi se siamo all'86,6 siamo sopra l'immunità di gregge. Quindi la parotite siamo a posto, non c'è più problema, come tutte le altre malattie di prima. La rosolia ha tra il 75 e l'86, siamo all'86,6, siamo a posto. Anche la rosolia siamo immuni, siamo immunità di gregge. Quindi un articolo papanza così che dice che ci sono 1000 malattie per cui dobbiamo per forza vaccinare tutti, altrimenti non abbiamo il 95 è la fine del mondo, ecco, siamo coperti di tutte queste malattie citate, una neanche è contagiosa, è ridicolo, tranne il morbillo. Allora perché non mi fai un articolo e mi dici abbiamo un problema, il morbillo è sotto la copertura vaccinale richiesta? Poi discutiamo della copertura vaccinale del morbillo, ma perché mi devi raccontare una fracassata di scemenze su 100.000 altre malattie? Una risposta potrebbe essere perché abbiamo reso obbligatori i vaccini anche per quelle. Quindi succede che se non vi convinco che abbiamo un problema, voi magari vi incazzate che vi obblighiamo a vaccinarvi per roba che siamo già coperti, stracoperti, ultra immuni secondo tutte le teorie del cazzo. Quindi diciamo che c'è un problema enorme e vi spariamo questo 95 che fa un bel effetto, 95%. Ecco, 95%, sapete qual è l'immunità di gregge al 95%? Quella del morbillo. Quella del morbillo. È la più alta di tutte, per cui ovviamente citano sempre quella, ma come se dovesse funzionare per le altre. Ma non serve per le altre, perché hanno una soglia più bassa. Ma a voi non ve lo dicono, a voi vi raccontano che c'è l'emergenza. Per tutte le malattie, quindi tutto obbligatorio. Perfetto. Allora, difatti, dico qua sotto, il morbillo, all'R0, 12, 18, e ha un'immunità di gregge che va dal 92 al 95%. Per cui il problema potrebbe esserci eventualmente per il morbillo. E qui passiamo a parlare un attimo del morbillo, anche se con i tempi già sono nella merda. Questa parte invece riguarda l'eradicazione del morbillo, che purtroppo, dico purtroppo perché in fin dei conti eradicare una malattia in teoria dovrebbe sempre essere una cosa buona. C'è da domandarsi perché conviviamo con una malattia da tanti anni, magari tanti millenni, magari perché in qualche modo può servirci, però non lo so, insomma, questi sono discorsi un po' più filosofici. Se uno dice possiamo togliere una malattia di mezzo, in teoria, insomma, uno dovrebbe poter essere anche contento, no? Quindi diciamo che è bello eradicare le malattie, se si potesse eradicare il morbillo uno dice perché no. Ecco, il problema è che a quanto pare non si può. Perché non si può? Lo spiego proprio in 2 parole nettissime, poi se volete andate a vedervi tutti i dettagli, perché semplicemente il morbillo è molto infettivo, estremamente infettivo, e il vaccino riesce a dare una copertura che non è un'immunizzazione, qui adesso vediamo perché non è un'immunizzazione, ma è solo una protezione che dura solo un tot di tempo, ma non a tutti. Ha una fallacia del 20% circa, vuol dire che su 100 persone vaccinate ce ne sono almeno 20, circa 20, che non sono immunizzate, per cui prendono il morbillo esattamente come se non fossero state vaccinate. Qual è il problema di questa cosa? Che se dovessimo raggiungere il 95%, ma ogni 100 persone ce ne sono 20 che non sono immunizzate, capite da solo, è proprio un problema di matematica. A parte tutti quelli che non possono essere vaccinati o che non riescono a essere vaccinati o che non possono perché sono ammalati o irraggiungibili, per cui già quelli una piccola, relativamente piccola, normalmente viene valutata intorno al 5-6% di persone, anche volendo vaccinare tutti, non vengono vaccinati. Ma anche se vaccinassimo il 100% delle persone, ci sarebbero 20 su quei 100 che non sono immuni, neanche per un po' di tempo, come succede con il vaccino agli altri.
quindi le epidemie di morbillo ci sarebbero lo stesso. Cioè quei denti le prenderebbero lo stesso. Ok? Quindi non si può eradicare. Anche se vacciniamo il 100, non il 95, il 100, comunque il morbillo non si eradica, continuerà ad esserci. Ci sarà una percentuale, quelli a cui i non responder, che sono il 20%, che continueranno a prenderselo e a passarselo, a diffonderselo. Se fosse che se lo beccano solo loro, uno dice, vabbè, c'è sfiga, se non risponde, sei uno dei pochi che il morbillo se lo prende. Però l'immunità di gregge non arriva perché c'è il 20, non raggiungiamo il 95 che servirebbe per i calcoli per l'immunità, quindi comunque abbiamo le epidemie. Ma in più succede quello che in questi studi, che adesso non vi leggo tutti uno per uno, ma sono dell'Illinois, degli Stati Uniti, il Canada, New York, in Cina, in Corea, in Repubblica Ceca, in Israele, in Portogallo, in Madagascar, e non sono di tutti gli anni, vanno dai primi anni, adesso mi ricordo che anno era il primo, ma era del 1983, le prime volte che sono state rilevate, fino al 2019. Queste sono tutte epidemie di morbillo scoppiate tra persone vaccinate, su popolazioni vaccinate. Cioè non epidemie di morbillo che scoppiano dove c'è gente un po' vaccinata, un po' no, eccetera, ma all'interno di popolazioni vaccinate, con vaccinazioni di livello 69% di vaccinati, 99%, 99%, la Cina, provincia di Zhejiang nel 2014, 99% di copertura vaccinale. 99, Quebec 1989, a New York nel 2011 un caso eclatante che ha fatto scuola. Il paziente zero era un soggetto completamente vaccinato che ha contratto il morbillo, è risultato estremamente contagioso e l'ha trasmesso a altre 4 persone, di cui tra l'altro 2 erano anche loro vaccinati. Cioè, capite, qui parliamo di epidemie di morbillo da vaccinati a vaccinati, tra vaccinati. Quindi qui è evidente che qualcosa non torna. Cioè, come fai a dire che eradichiamo il morbillo vaccinando tutti, quando anche se in teoria funzionasse al meglio, cioè all'80% sto vaccino, comunque c'è un 20% che non ti permette l'immunità di gregge, quindi non permette di eradicare un cavolo. Ma in più poi succede che quelli vaccinati si ammalano e contagiano altri. Quindi è evidente che qui il calcolo è tutto sballato. Come fai a dire adesso col vaccino eradichiamo il morbillo? Cioè, o non sai contare o sei scemo. Allora adesso velocemente, perché il morbillo? Queste sono le motivazioni a livello di comunicazione per cui il morbillo viene scelto, portato avanti e si parla di questa emergenza. 1, colpisce i bambini piccoli. Chi è che non vuole proteggere i bambini piccoli? Ma anche i pedofili vogliono proteggere i bambini piccoli dal morbillo o delle malattie, perché poi se li vogliono inculare, però devono essere sani per poterci fare quello che vogliono. Quindi il concetto è salviamoli dal morbillo, ok? Tutti, le persone buone, le persone cattive, tutti vogliono salvare i bambini dal morbillo. E quindi ti dicono morbillo perché colpisce i bambini piccoli, quindi tu, bisogna salvarli, aiutarli, e ti motivi a pensare che sia. È estremamente infettivo, e questo, assieme al fatto che segue i cicli periodici, dall'ultima voce non è eradicabile. E questo cosa implica? Quello che abbiamo visto prima, che ogni 2 anni i giornali titolano emergenza, 300 casi in più dell'anno prima. Per forza, è ciclico, per forza, anche se vaccini il 100%, comunque le epidemie ci sono pure tra i vaccinati, quindi sarà un'emergenza perenne. Io questo lo dicevo prima che arrivasse il Covid, cioè dicevo, guardate che qui stanno creando un sistema di emergenza perenne. Stanno dicendo, c'è l'emergenza morbillo, vai a vedere i numeri, non c'è l'emergenza, ma non importa, te lo dicono, te lo ripetono, tu ti convinci che c'è, dopodiché ti dicono, dobbiamo chiudere la gente in casa se non si vaccina, non li facciamo entrare all'asilo, violiamo diritti a destra manca, addirittura rendiamo obbligatoria la vaccinazione, cioè rendiamo obbligatorio un trattamento sanitario, violando l'inviolabilità del corpo, violando la Costituzione, tutto, perché c'è l'emergenza morbillo. Ma soprattutto è un'emergenza che non finirà mai, perché non può finire, perché è ciclica. Ogni 2 anni ci saranno i picchi, ci sarà l'emergenza, bisognerà rinnovare gli obblighi a tutti, anche se per caso qualcuno venisse in mente, non verrà mai in mente di toglierlo un obbligo del genere, perché una volta che c'è, col cavolo che lo tolgono. Però il concetto è che se anche qualcuno dicesse non possiamo togliere l'obbligo, immediatamente l'anno dopo, emergenza, come fai a togliere l'obbligo? Non vedi, 300 casi in più, grazie alla pesca, è ciclico, non è eradicabile, sarà sempre, sempre, sempre così, per sempre. E difatti poi te lo diranno, alla fine lo vedremo. Ecco, mi dispiace, io questo articolo è molto interessante, è quello del classico immunodepresso, no? Che bambino che ha preso la leucemia adesso è guarito, ma non può andare a scuola perché ci sono 5 bambini non vaccinati e glielo impediscono. Mi dispiace, questo discorso è lungo, io tempo non ce n'ho, delle cose le devo tagliare e purtroppo mi tocca tagliare questo.
È un peccato perché mi fa molto piacere chiacchierare delle cazzate che scrive Giorgia Mennuini sempre sul Corriere. In un'altra occasione magari andremo a vedere perché non è il problema se ci sono 5 bambini che non hanno preso un farmaco, ma il problema è se un bambino è talmente malato, indebolito, che qualunque minaccia, non solo un morbillo, ma un raffreddore o qualunque altra cosa lo può effettivamente danneggiare. Quindi il problema è tutelare il bambino malato, non prendere a calci nel culo bambini sani incolpandoli di chissà quali pericoli. Però vabbè, di questo purtroppo vedremo un'altra volta. Giusto tre cose velocissime sul discorso degli immunodepressi protetti dall'obbligo. Uno, gli immunodepressi esistevano anche prima del 2017. So che per molti è una cosa strana, non sapevano, neanch'io effettivamente mi ero mai occupato di questa roba, però esistevano le persone immunodepressi, non è che sono comparse tutte nel 2017, però nel 2017 improvvisamente è diventato necessario tutelarle con un obbligo vaccinale. Io non so quanti aiuti ricevono le persone immunodepresse, quanti ne ricevessero prima, nel 2017, quanti ne stiamo ricevendo oggi, non ne ho idea, spero che almeno un po' di aiuti in più ci siano. Però ci sono diversi gradi di immunodepressione, cioè la maggioranza degli immunodepressi non sono così vulnerabili a tutto, hanno un po' di vulnerabilità su alcune cose, su altre no, per cui molti immunodepressi per esempio si possono anche vaccinare, anzi di solito quelli che è possibile vengono vaccinati proprio perché sono immunodepressi, quindi per aiutarli teoricamente con i vaccini a essere più difesi. Ma non solo, questa è la cosa più incredibile. Si parla di proteggere gli immunodepressi escludendo dagli asili bambini non vaccinati, e qui è la logica che crolla, perché i bambini non vaccinati sono perfettamente sani. E uno dice, come fai a dirlo? Mica li hai controllati tutti tu. No, non io, quelli che li devono vaccinare li controllano. Cioè, chiedetelo a qualsiasi medico. Chi è che si vaccina? Chi è che puoi vaccinare? Chi è che non puoi vaccinare? Solo quelli sani puoi vaccinare. Se un bambino ha la febbre, sta male, non respira, ha una cosa cronica grave, non lo puoi vaccinare. Quindi quelli malati non li vaccini. Vaccini solo bambini sani. Ok? Questo è un fatto. Non è che me lo invento io. Quindi se tu escludi quelli non vaccinati, non perché non si può, ma perché non vogliono, che sono cattivi, vuol dire che sono sani. Se no non sarebbero vaccinabili. E quindi non ci sarebbe il problema, verrebbero ammessi a scuola come gli immunodepressi, cioè quelli che non possono essere vaccinati per ragioni di salute. Ma se invece non sono ragioni di salute, ma di scelta, vuol dire che possono essere vaccinati, e se possono, vuol dire che sono sani. Quindi l'idea dell'obbligo è escludiamo i bambini sani, li allontaniamo dalle scuole, perché? Perché minacciano la salute dei bambini malati. Momento di scompenso. Come fanno i bambini sani a minacciare la salute dei bambini malati? Alla peggio del peggio sono i bambini malati che minacciano la salute dei bambini sani, possono infettarli. Ma quelli sani come cazzo fanno? Ti dicono si potrebbero ammalare un domani. Perché gli altri no? Cosa succede? Se ti vaccini contro il morbillo diventi immune al raffreddore, a qualsiasi altra malattia del mondo? Cosa facciamo? Ci vacciniamo per tutte le malattie del mondo per proteggere gli immunodepressi che sono vulnerabili a tutto. Ma non è, anziché usare tutti i soldi per costringere il 99% delle persone a vaccinarsi in tutti i modi, su tutte le malattie per proteggere l'1%, non è meglio usare quei soldi per proteggere l'1%? Cazzo, gli diamo dei servizi d'oro, gli facciamo la scuola a casa, gli regaliamo di tutto, assistenza, quello che vuoi, cioè gli facciamo vivere meglio questi immunodepressi. No, facciamo vivere come gli altri, cioè nelle scuole di merda con i tetti che cadono, però usiamo tutti questi soldi per costringere tutti gli altri a vaccinarsi per 4 malattie che non servono a un cazzo a proteggere gli immunodepressi. Capite che è una follia. Cioè, nel senso, proprio è un ragionamento che non sta in piedi, un mentecato può accettare una cosa del genere. Però noi l'abbiamo accettata come popolazione, perché? Non è che siamo mentecatti, è che abbiamo visto gli articoli di stampa che dicevo prima, ci hanno talmente imbesuito con queste scemenze, ma scemenze veramente, alla prova dei fatti, che noi poi ci siamo convinti che per salvare gli immunodepressi bisogna per forza vaccinare tutti e escludere i bambini sani dagli asili, perché per qualche motivo strano abbiamo deciso e accettato questa scemenza che i bambini sani siano pericolosi. Purtroppo qua non posso perdere tempo, perché se no non arriveremo mai più, devo andare avanti ancora. Allora, almeno questo vorrei farlo vedere. Questa balla, i vaccini salvano milioni di vite. Allora, voglio chiarire un punto. Quando dico che è una balla, i vaccini salvano milioni di vite, non sto dicendo i vaccini non servono a un cazzo, oppure i vaccini non salvano nessuno, o roba del genere.
Sto soltanto dicendo, quando leggete i vaccini salvano milioni di vite e stanno riferendosi a tutto il mondo, o in particolare all'Europa, o ancora più in particolare all'Italia, ecco, vi stanno raccontando una minchiata. Perché? Perché ci sono i dati che lo smentiscono. E adesso vediamo i dati che lo smentiscono. Se poi uno mi dice che in Congo i vaccini o questo o quel vaccino ha salvato un tot di vite o anche miliardi di milioni di miliardi, non lo so, vediamo i dati. È anche possibile, magari è possibilissimo, non dico che non sia possibile, però è un contesto diverso. Se mi parli dell'Europa e dell'Italia e mi dici che i vaccini salvano milioni di vite, mi stai raccontando fregnacce. E vediamo perché. Morti per morbillo, dal 1838 al 1980. Qui siamo England e Wales, cioè l'Inghilterra, ok? Vedete il grafico, questo è il grafico, morti per morbillo. Qui è il 1968-58, 68, cioè l'introduzione del vaccino per il morbillo. Allora, io non dico che il vaccino per il morbillo non possa essere anche d'aiuto, far qualcosa, ma di sicuro non ha cancellato questi morti perché erano già scomparsi prima che arrivasse. Allora, non è possibile che una terapia salvi qualcosa che avveniva prima di comparire. Può cominciare a salvare vite da quando arriva. Se non ci sono vite da salvare o ce ne sono solo 2 anziché 600.000, questi sono i morti per morbillo dal 1838 al 1980 nell'Inghilterra e nel Wales. Vedete da soli che il vaccino, io non so quanto sia utile, se sia utile o no, di sicuro non si può dire che salvi milioni di vite, perché milioni di vite stavano già salvate non dal morbillo, da qualcos'altro. Poi vedremo che cosa potrebbe essere stato. Però comunque non è stato il vaccino, perché il vaccino è arrivato dopo. I morti non c'erano più, o comunque non c'erano più quei morti, lo vedete qua. Cioè, c'erano questi morti. Magari ne ha salvato uno o due di quelli lì, evviva, che si lamenta se hai salvato 2 vite in più. Però non venite a raccontarci c'era il morbillo che uccideva tutti, poi arriva il vaccino e smettono di morire. No, smettono di morire prima, poi arriva il vaccino. Qui. Magari in Congo no, magari in Congo è totalmente diverso, ma in Inghilterra è così. E qui abbiamo la pertosse, siamo ancora in Inghilterra. Vedete la pertosse, vedete i decessi e vedete quando arriva il morbillo. Ora, tra l'altro qui, se ingrandiamo, io non è che voglio negare le cose, qui c'è dopo l'introduzione della vaccinazione c'è una scalata in meno e anche dopo, insomma, resta molto basso, eccetera. Quindi sono contentissimo se il morbillo per la pertosse salva anche qualche vita, ma non ha salvato milioni e milioni di vite, perché milioni e milioni di morti erano qua. E lui è arrivato qui quando la curva era già abbassata di brutto, quindi al massimo ha salvato questi morti qui, non questi. Loro invece ti dicono, guarda, nel 1868 i morti erano milioni, adesso poi il vaccino arriva nel 50 e guarda nel 70, zero, grazie al vaccino. No, scusate, questo è per idioti. Il vaccino è arrivato dopo, i morti stavano già calando, non dico che erano a zero, ma stavano calando tantissimo. Quindi il vaccino può anche aver aiutato, e spero bene che sia utile a qualcosa, però non è vero che salva milioni di vite, non in Inghilterra, non quello per la pertosse e non quello per il morbillo. Ecco, poi abbiamo la scarlattina, che è interessante, perché se vedete i morti, qua ancora partendo nel 1838 molto elevati, poi vedete che scendono, e poi arrivano praticamente a zero, no? Insomma, tra gli anni 60 e gli anni 70, ecco però non c'è il morbillo, scusate, non c'è il vaccino per la scarlattina. Ecco, questo è quello che succede alle malattie infettive nei paesi avanzati. Non serve il vaccino. Non che non serve perché è inutile, non serve perché la gente smette di morire per altri motivi. E gli altri motivi, adesso poi li andremo a vedere se volete, ma sono molto semplici da comprendere. L'igiene. Signori, dicono sempre che il vaccino per la poliomielite ha salvato tutti, tutto. La poliomielite si trasmette, scusate, diciamo la crudezza, con la cacca, con le feci. È a trasmissione tecnicamente orofecale. Vuol dire che se uno ha la poliomielite, che lo disastra, quando fa la cacca butta in giro questa roba. Allora dov'è che ci sono le epidemie, e dove c'erano anche in Europa le epidemie di poliomielite? Quando le fognature non funzionavano bene, quando le acque non erano filtrate, non erano pulite, i germi passavano, ed ecco perché si diffondevano, quando l'igiene non era adeguata. Quando non avevamo le lavatrici che sterilizzavano la biancheria, allora bastava che un bambino, in una famiglia con 10 bambini che vivevano uno accanto all'altro più o meno nel fango,
pigliasse la poliomielite e tacca 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 se la beccano tutti. È contagiosa. Al momento che arriva l'igiene, arriva anche i processi medici, il soccorso medico, la capacità di intervenire con cure, con varie cose che bloccano, fermano, limitano i contagi e i danni dei contagi. Tutto questo assieme ha azzerato i morti per malattie infettive in tutti i paesi industrializzati. Adesso abbiamo visto l'Inghilterra, ma adesso andiamo avanti. Questi sono gli Stati Uniti. Difterite, la whooping cough e la pertosse, measles, il morbillo. La curva è questa. Di nuovo, non dico che i vaccini non servano un cazzo, magari servono, magari sono utili, ma di sicuro non sono i vaccini che arrivano e non muore più la gente. Questa è una balla. Almeno in Europa, almeno negli Stati Uniti. In Europa, scusate, per ora abbiamo visto l'Inghilterra e qui vediamo gli Stati Uniti. Poi, questa è l'Australia. Pertosse, difterite, morbillo, la scarlet fever è la scarlattina, abbiamo visto prima, difatti non c'è il vaccino, la febbre tifoide, anche qua non c'è il vaccino, la poliomielite, e lo vedete in tutti. Ora ognuno ha i diversi virus, le diverse malattie hanno le loro modalità, ci sono quelle che vanno a picchi, il measles, per esempio il morbillo lo vedete che è un classico, che fa il picchio, l'abbiamo visto prima, ce ne sono altre come la febbre tifoide che ha fatto una curva, ma il concetto è lo stesso, da qui tanti, qui pochi, qui tanti, qui pochi, qui tanti, qui pochi, in tutte le malattie dove c'è il vaccino, dove non c'è il vaccino, indipendentemente da quando arriva il vaccino, va così lo stesso per tutti, perché abbiamo avanzato tutte le altre cose, che sono quelle che salvano le vite sul serio. Allora, guardate questo è il Canada, vaccinato, ok? E questo è il Giappone, non vaccinato. Casi e decessi, parliamo di difterite. Questo è vaccinato, questo è non vaccinato. Qual è la differenza? Sì, uno può dire, ma magari lì l'incidenza, no, torno a dire, una differenza magari la fanno, magari non solo quello, ci possono essere mille altri fattori che non stiamo considerando, però di fatto, come fate a dirmi che dove c'è il vaccino si salvano milioni di vite e dove non c'è è l'ecatombe? No, questo non è vero. Proprio i dati lo smentiscono, non è così, punto. Quindi è una balla. Allora perché dobbiamo raccontarci balle? Ditemi che i vaccini sono utili, ma ditemi esattamente in cosa e quanto sono utili, non raccontatemi balle. In Italia, difterite. Questa è la difterite. Vaccino. Torno a dire, magari è stato utile, magari no, magari in parte, magari assieme ad altri fattori, ma non è stato lui ad azzerare i morti. Erano già calati, brutalmente, prima, come tutte le altre malattie infettive. Morbillo, Italia. MPR, tra l'altro questa qua adesso, vedi soltanto i decessi e l'anno di inserimento del vaccino, che è stato l'85 in cui è arrivato l'MPR. Però, adesso vediamo questa invece di grafico, che è già interessante, cioè che questi sono i casi, questi non sono i decessi, sono i casi. Perché giustamente questa è una delle cose da tenere presente e su questo non ho dubbi che possa esserci un importante valore anche della vaccinazione, che dice potrebbe essere utile nel far calare i casi, più che i decessi, nel senso che i decessi magari appunto per vari motivi c'è un'assistenza medica migliore e la gente lo prende lo stesso, ma prima morivano in tanti, poi con l'assistenza medica non muoiono più o ne muoiono molti meno. Quindi dice che bello, ma il vaccino non è quello che impedisce, è il contagio. Vabbè, vediamo questo impedimento. Allora, questi sono i casi, no, vedete che come al solito va su a picchi, come fa sempre il morbillo, dal 1900 al 2000 e qualcosa, e questa è la copertura vaccinale. Ora è verissimo, da quando la copertura vaccinale si è impennata, i casi sono effettivamente quasi azzerati. Però erano già calati in maniera radicale, erano calati, guardando i numeri specifici, circa del 99%. Abbiamo dei casi di contagio, ma anche dei morti. Erano calati tutti e due nel 99% circa, tra 90, 98, 99, adesso a seconda degli anni specifici in cui prima del vaccino. Quindi che cos'è sta scemenza? Che è arrivato il vaccino e abbiamo salvato la gente dal morbillo e non muore più? Non è vero, non è vero. Forse è vero in Congo. Contiamo i dati, vediamo i dati del Congo se ci sono e valutiamoli. Ma non è vero qui. I dati lo smentiscono. Quindi questa è una balla. Perché mi racconta una balla? Questa è la solita domanda. Perché la Lorenzin mi racconta le balle in TV? Perché la gente mi racconta le balle sui giornali? Quale motivo?
Questo è un misto delle due cose e l'ho fatta proprio per vedere i due andamenti, i decessi, che su questa linea si vede bene la rossa, e i contagi, quella che qua ho tenuto in viola. E questa è la copertura. Ora, vedete proprio, i decessi sono scomparsi prima dell'arrivo proprio e la copertura era al 10% ancora fino a metà degli anni 90. Nel 2000 era intorno al 30%, se valuto bene, forse un pochino di più. Cioè, lo vedete da soli, i decessi erano scomparsi. Non può essere stata questa roba. Mentre i casi erano calati, vedete? E qui è interessante perché mentre qui casi e decessi vanno assieme, fino a qui, più o meno fino al 1930, poi succede qualcosa. Dopo il 1930 vedete che i casi, i decessi da morbillo calano, arrivando a zero, mentre i casi continuano a stare alti e vanno un po' su e giù, ancora col tipico, sempre in calata, no? Però molto meno piatta. E appunto questo fa capire che qui sono state una serie di altri elementi entrati ad aver abbassato tantissimo la letalità del morbillo, mentre i casi hanno continuato a calare da soli, ma comunque ad andare su e giù. Allora forse effettivamente la vaccinazione può avere una certa incidenza sui casi di contagio, ma certamente non sui morti. Allora, altra balla, con i vaccini non si guadagna. Questa, vabbè, veramente la faccio in fretta perché oramai, insomma, anche un po' ultimamente se ne sono addirittura arrivati a occupare sulla RAI, per cui non serve più assolutamente Stefano Re. Molto semplicemente, lo dico, poi chi vuole si può andare a approfondire la cosa, chi si ammala di una malattia è sempre una percentuale piccola, piccolissima, anche quando abbiamo le pandemie terribili. Per esempio adesso abbiamo avuto la pandemia di Covid, ma ancora adesso, eppure è considerata un contagio elevatissimo, i contagi in termini di proporzione raggiungono, quando proprio sono popolazioni ultra contagiate, quasi il 50%, quasi. Ok? Mediamente nelle malattie normali, anche quelle contagiose, anche quelle molto infettive, quel cavolo che sia, le percentuali variano dagli 0, qualcosa a magari ai 2, ai 3, fino quasi ai 10%. Quando sono intorno ai 10%, appunto, sono quelle cose allarmanti perché sono estremamente contagiose e diffuse. Ora, non è complicato. Si guadagna di più a vendere farmaci per il 10% o per il 90%? I vaccini sono per il 90%, sono per le persone sane. I farmaci sono per quelli malati, il 10%. Vedete voi. Poi, per inciso, le malattie non è che tutti gli anni fanno lo stesso numero di malati, ci sono anni in cui ne fanno di più, anni in cui ne fanno di meno, per cui 10 è quando c'è la super contagiosità, poi magari per 2 o 3 anni non c'è più un cavolo. Nel caso del morbillo, il picco basso va alle centinaia di persone, il picco alto va a 1500 persone all'anno. I sani sono 60 milioni. Cioè, ora ditemi, si fanno più soldi a vendere un farmaco a 60 milioni di persone o a vendere un farmaco al massimo a 1000 persone? Allora non vengono a raccontare scemenze che con il vaccino si guadagna. Poi, qui vabbè, c'è l'indagine conoscitiva fatta dall'autorità garante della concorrenza del mercato, che è un'autorità ufficiale dello Stato italiano, che ha fatto un'indagine e, ve lo leggo direttamente senza perdere tempo, la redditività del settore vaccinale e segnatamente delle imprese è elevata, addirittura superiore a quella dell'industria farmaceutica nel suo complesso, che pure è l'industria più redditizia in assoluto. Giusto per chiarire, da solo il comparto vaccinale è più redditizio di tutto il comparto farmaceutico insieme. Ma con i vaccini non si guadagna. Ecco, poi, quello che dicevo prima, la balla, e qui è il ruolo della stampa e dei testimonial. Piero Angela, io voglio bene a Piero Angela, ero piccolo, guardavo Quark e sentivo la musichina, e quando arrivava con i fumetti di Bruno Bozzetto, io ero tutto contento, evviva. Però se Piero Angela mi dice, quando non c'erano i vaccini c'erano i morti, cioè io casco dalla sedia, dico, scusa Piero, stai dicendo che adesso che ci sono i vaccini non si muore più? A parte che è una balla, perché l'abbiamo visto un attimo fa, i morti sono scomparsi prima dell'arrivo dei vaccini, se con i morti intendevi i morti da malattie vaccinate, ok? Ma più in generale, questo è il metamessaggio. Il metamessaggio è arrivato il vaccino, non si muore più. Capite?
sei immunodepresso, ma è arrivato il vaccino, non ti preoccupare, adesso nessuno ti potrà più infettare di niente. Hai paura del futuro? C'è il vaccino. Cioè, il vaccino diventa la salvezza dell'umanità in tutto, anche, non so, ma non è uno scherzo, adesso lo dico, sembra una battuta, hai l'acne? Ma c'è il vaccino, dici che cazzo dici? No, c'è il vaccino per l'acne, lo stanno studiando, è il vaccino per l'acne. No, veramente, perché è così portentoso il vaccino? Perché lo prendi che sei sano e non sai se funziona o no, non lo saprai mai. Anzi, questo purtroppo non facciamo a tempo a vederle tutte le slide, ma è stato straapprofondito. Cosa succede? Tu sei sano, ti fai il vaccino, se non ti ammali ha funzionato. Magari non ti saresti ammalato lo stesso, ma come fai a saperlo? In ogni caso sei al sicuro, ha funzionato, quindi è una vittoria. Se ti ammali, l'hai fatta in forma più lieve. Quindi ha funzionato lo stesso. Ma tu, cioè, capisci che chi lo prova sta cosa qua? Come fai a sapere che l'hai fatto in forma più lieve perché eri vaccinato? Dove sta scritto? Quali sono gli elementi? Non c'è niente, non c'è scienza su questo. Sono cose da Mago Telma. Ecco, eccolo, Mago Telma. Articolo, Resto del Carlino, Bologna, neonata muore di pertossa a Sant'Orsola. Muore, una neonata è morta. Okay. Piccola di 20 giorni era stata trasferita. La madre si era vaccinata in gravidanza. Uno dice sarà un articolo contro i vaccini. Se dice è morta la mamma era vaccinata, leggiamo. La tragedia che ha colpito questa famiglia rende evidente l'importanza della vaccinazione. Spiegano i medici, ovviamente, perché la pertosse è estremamente pericolosa, quindi la vaccinazione universale è fondamentale. Poi ti aggiungono che effettivamente la madre era stata vaccinata, però si vede che non ha funzionato. Come fa la morte di una bambina la cui mamma era vaccinata a rendere evidente l'importanza della vaccinazione? Ma cosa sei, scemo? Parla l'articolista. Purtroppo qui il nome non lo vedo, ma vorrei parlare, vorrei conoscerlo questo qua, perché deve essere un fenomeno da studiare. Cioè, prendi una medicina, muori, ma questo rende evidente l'importanza di prendere quella medicina? Ma che cazzo dici? Eppure questa è l'informazione che ti crea. Questo cosa succede? Che se tu lo leggi in fretta, questo articolo, non stai a riflettere, a connettere, tu sei di fretta facendo altre cose, leggi Bologna, neonata, pertosse, morta, vaccinazione, la vaccinazione è importante, salva tutti, no, per fortuna, facciamola di corsa. Ma è collegata a niente, è collegata a niente. Mi devi dimostrare che il vaccino per la pertosse serve, dammi dei casi almeno in cui serve a qualcosa, ma non dirmi un caso in cui non è servito a un cazzo e lo usi per convincermi che è importante vaccinarsi. Ma che dici? Ma capisci? La mia testa si rifiuta, dice no, vabbè, mi pigli in giro. Questi sono alcuni degli assiomi, no? Di questo fanatismo scientifico. Le persone sane minacciano la salute pubblica. Questo lo scrivevo prima che arrivasse il Covid, ma adesso è diventato celebrata la cosa. Se vedi uno che corre, che fa sport, senza mascherina, è sano, corre, tu non lo sai, potrebbe essere asintomatico, quindi potrebbe essere un untore. Quindi tutte le persone sane potrebbero essere pericolosissime, quindi bisogna che tutte le persone sane si mettano la museruola, i guanti, preservativo addosso, si chiudano dentro una bara di plexiglass, vadano in giro parlando da lontano attraverso dei filtri, perché possono essere pericolosi. Perché? Perché sono sani. Se sono malati, ovviamente, neanche parlarne, rianimazione immediatamente, ma tutti quelli sani devono vivere chiusi dentro. Ma ragazzi, ma che cos'è sta storia? Questo è costruire la fobia, costruire il terrore. Il bambino sano non ha preso un farmaco, bisogna allontanarsi perché è pericoloso, automaticamente. Ma è sano, se è sano non può danneggiare nessuno. Poi questa se non si vaccinava la prendeva in forma più grave, questo è veramente Mago Telma. È come se io ti dicessi, ti costringo a stare a casa e poi ti dico, ti ho salvato la vita. Dici, come mai? Se uscivi potevi essere investito da un autobus. Non è successo perché ti ho tenuto a casa. Quindi ti ho salvato la vita. No, ti ho tenuto a casa, punto. Se uscivo era un altro discorso, potevo andare sotto un autobus, potevo incontrare la donna della mia vita, potevo mangiare una mela, potevo abbronzarmi, potevano succedere tante cose. Tu mi hai tenuto a casa, mi hai impedito tutto quello che non è successo. Non è che mi hai salvato la vita perché non sono andato sotto un autobus. E invece questo è il discorso. Uno si vaccina, si ammala lo stesso della malattia per cui era vaccinato, ti dicono però è andata bene, potevi prenderla in forma più grave. Grazie al cazzo, potevo anche non prenderla affatto. Dov'è la correlazione col fatto che mi hai vaccinato? Non c'è scritto.
che l'ho presa in forma più lieve perché ero vaccinato, anzi, magari l'ho presa perché ero vaccinato, ero uno di quegli sfigati a cui gli dai il vaccino anziché difendermi dalla malattia, mi rende più vulnerabile alla malattia stessa. È successo, si chiama interferenza virale. Cioè, viviamo veramente nel mondo di papalla. Senza i vaccini tornerebbero le malattie, ma come fanno a tornare se ne erano andate prima? L'abbiamo visto nei grafici. Se erano già andate via prima che arrivavano i vaccini, una malattia scompare, gli metti il vaccino, dicono se togli il vaccino torna la malattia. Cazzo, ma allora perché l'avete messo? Non dovete proprio metterlo, se era già andata non tornava da sola, mica, no? Delirio. Vabbè, senza vaccini ci estingueremo, non lo commento neanche. Senza laurea in medicina non puoi decidere sulla tua salute. Ecco, su questo io mi fermo un attimo. I medici, come tutti gli altri esperti, in tutto, gli ingegneri, che ne so, quelli che riparano la lavatrice, i tecnici della lavatrice, gli idraulici, gli elettricisti, sono dei tecnici, cioè gente che studia qualcosa su cui tu non hai tempo, non hai voglia di andare a approfondire. Qual è il ruolo di un tecnico? Ecco, si chiama consulenza, cioè ti spiega le cose e poi ti propone delle cose. Per esempio, potresti cambiare le luci così, la tua lavatrice è meglio se gli cambi sto pezzo adesso perché poi si romperà, il tuo cesso è meglio se gli cambiamo sto tubo, glielo metti diverso perché poi nel tempo ti crea un'infiltrazione nel muro, sto ponte diciamo, di Genova crollerà se non fai questi lavori di manutenzione. Ma questi sono i tecnici, ti fanno delle proposte. Non è che ti dicono ecco cosa devi fare, tu lo devi fare, sei obbligato. Cioè, è come se arrivasse un tecnico, un elettricista a casa vostra e dice allora adesso cambiamo le luci qua a casa tua. Dici, ma io volevo fare, no, sono un tecnico, tu non lo sai, non sei laureato, zitto, adesso ti cambio le luci. Ecco, i medici adesso si sono messi in testa questo. Ma anche medici in gamba, medici che, come dire, appunto parlano sempre dei diritti, sono contrari anche agli obblighi, alle cose, quando si esprimono rispetto ai loro pazienti, non è che dicono io visito un paziente e gli do un parere. Dicono io visito un paziente e gli do la terapia. Gli dico cosa deve fare. No, tu non gli dici cosa deve, tu gli consigli cosa può. Noi viviamo dentro un corpo, il corpo è nostro. Noi possiamo decidere, dobbiamo poter decidere cosa fare di questo corpo. Se vogliamo curarlo, lo curiamo, seguendo la terapia che ci consigli. Se non vogliamo seguire quella terapia, non la seguiamo. Se vogliamo seguirne un'altra, anche bizzarra, del mago Terma, la possiamo seguire, sono cazzi nostri, è il nostro corpo. Nessuno può venirti a dire cosa devi fare col tuo corpo, è tuo, ci sei nato dentro, ci morirai dentro. Allora, rimettiamo in ordine le cose. I tecnici, gli esperti, servono a darci dei pareri su come possiamo vivere meglio, su come la società può funzionare meglio, ma siamo noi a dover decidere, non sono loro. Se cominciamo questa deriva per cui decidono loro, vedete bene dove si va a finire. Si va a finire che tu non decidi più niente, non decidi cosa mangiare, perché ci sono i dietologi a dirti cosa devi mangiare, cosa non devi mangiare, a che ora, come. Non decidi come devi educare i tuoi figli, te lo dicono gli esperti di pedagogia. E se li educhi in un altro modo, arriva l'assistente sociale e ti riporta via perché tu sei un cattivo genitore, non ubbidisci agli esperti. Se ti dicono come devi curarti, devi prendere queste medicine, tu dici ma queste medicine non mi piacciono, oppure sono allergico, no, cazzi tuoi, cioè, il dottore ha detto così, l'esperto è lui, lo fai, basta, zitto. Cioè, ma siete matti? Ma allora la tua libertà qual è? Solo quella di cambiare canale o di decidere se mangiare la pizza o la pasta asciutta? Finché non arriva il dietologo, perché poi te lo dice lui cosa devi mangiare. Dai, cioè torniamo coi piedi per terra. Questo è un mondo assurdo verso cui stiamo andando. Ci sarebbero 13.000 altre cose, non ho il tempo di farle, per cui molto velocemente. Questa è la mia competenza specifica, le cose di cui mi occupo io, cioè i condizionamenti mentali. Io, per chi non lo sapesse, vengo dalla criminologia applicata, ho insegnato tecniche di interrogatorio. Il tipo di ambito in cui ho studiato questa cosa sono i condizionamenti mentali e i meccanismi di modifica percettiva. C'era uno studioso molto famoso che si chiama Pavlov, ve lo cito così in generale perché è molto introduttivo a quello di cui mi occupo io. Lui ha studiato e ha codificato quello che noi chiamiamo associazione stimolo-risposta, o che viene definito spesso riflesso condizionato. Cosa ha fatto? Ha fatto questo esperimento che è molto famoso ai cani, dava da mangiare sempre alla stessa ora, e i cani hanno una reazione biologica per cui gli scatta la salivazione quando sentono l'odore, il profumo del cibo.
sentono il profumo, gli comincia la salivazione in bocca, li aiuta a digerire più in fretta il cibo che mangia. Lui cosa ha fatto? Ha cominciato a far associare un suono di una campanella all'orario in cui gli dava da mangiare. Allora i cani avevano il cibo, sentivano la campanella e salivavano. Dopo un po' gli faceva suonare la campanella e non gli metteva più il cibo, quindi non c'era più l'odore del cibo, ma i cani salivavano lo stesso, col suono della campanella. Questo è il riflesso condizionato, cioè associare un elemento con una data reazione, poi togliere l'elemento che scatenava davvero la reazione viene scatenata lo stesso dall'elemento associato. Questo è uno dei metodi che viene usato, per esempio lo usa il marketing, no? Ti fa vedere un whisky, ti fa vedere un tizio di successo, giovane, bello, ricco, che ha la macchina bella, l'orologio bello, il vestito bello, è una donna bellissima di fianco. Tu nella tua testa associ il fatto di tutte le cose belle che ha quello lì al fatto che c'ha quel whisky lì, che beve quel whisky lì. Tu non puoi avere tutte le altre cose, non puoi avere la donna, non puoi avere la macchina, non puoi avere un cazzo, però il whisky magari te lo puoi permettere, allora ti compri il whisky, no? Questo è l'utilizzo per i metodi di condizionamento più semplici, più basilari dell'associazione stimolo-risposta. Ci sono però degli altri esperimenti, quelli sempre fatti da Pablo e che sono molto interessanti per me in questo specifico argomento, che sono quelli che si chiamano della condizione impossibile, cioè della nevrosi indotta in termini psichiatrici. Che cosa sono questi esperimenti? Sempre coi cani, gli faceva vedere un cerchio oppure gli faceva vedere un'ellisse e gli insegnava a riconoscerli. Il cane doveva con la zampa fare una segnalazione in base se quello era un cerchio o era un'ellisse. Se il cane sbagliava, gli dava una scossa elettrica. Per il cane la scossa elettrica, nella percezione mentale del cane, era la morte, era una cosa insostenibile, anche se era leggera, però comunque per il cane era uno stimolo orribile, no? Quindi il cane aveva di fronte o azzecco o di fatto la mia vita è finita, no? Diciamo, nella visione percettiva semplificata del cane. E i cani imparavano a riconoscere immediatamente il cerchio dall'ellisse e poi lo mantenevano, gli facevano vedere il cerchio, facevano il gesto, la reazione del gesto, si facevano vedere l'ellisse, imparavano a distinguere. Poi cosa ha fatto quello stronzo di Pablo? Gli faceva vedere un cerchio che si trasformava, diventava un'ellisse, poi tornava un cerchio, poi diventava un'ellisse. Il cane vedeva sta roba qua e nella sua mente c'era non posso riconoscerlo, sono morto. No? Ecco, quello che ha scoperto Pablo facendosi esperimenti è che i cani che venivano sottoposti a questo stress mentale, questa che si chiama tecnicamente condizione impossibile, cioè quella di dover fare una scelta ma quella scelta non è possibile, diventavano matti, nel senso che avevano delle reazioni ben precise che sono schizofrenia aggressiva e dall'altro lato l'ebefrenia, cioè comunque gli stati catatonici, cioè o cascavano lì, smettevano di mangiare, sbavavano e si lasciavano quasi morire, oppure dall'altra parte aggredivano, abbaiavano, raspavano, mordevano qualunque cosa avessero vicino, se c'erano altri cani. Queste sono le reazioni psicologiche alle condizioni impossibili. Tra l'altro, per inciso, questa roba è stata testata anche sugli esseri umani, però adesso qua non ho tempo di stare a spiegare. Quello che mi importa dire è che tutti e due questi meccanismi vengono applicati nel tipo di impatto di comunicazione che abbiamo descritto prima. Cioè, quando ti portano a accettare delle cose illogiche, tipo una persona sana minaccia la tua salute, no? Stanno mettendoti nel tuo cervello in una posizione impossibile che in qualche modo scatena la direzione o verso l'accettazione befrenica, passiva di qualsiasi altro messaggio, anche illogico, oppure la reazione violenta. Quindi questi sono dei pattern mentali che sono applicati in maniera sistematica adesso sulle popolazioni. Io ne parlavo prima che arrivasse questa cosa del Covid, ma adesso col Covid è diventato talmente evidente che veramente fa quasi ridere che ve lo dica, perché ce lo vedono tutti, che ci hanno tenuti chiusi in casa per un secolo e adesso quando usciamo ci costringono ad utilizzare dei mezzi, degli strumenti di protezione sulla base di niente, perché non sanno neanche loro dirci se davvero questi servono a qualcosa, anzi una volta su due ci dicono che non servono un cazzo, che sono dannosi, però dobbiamo farlo lo stesso. Questa è la posizione impossibile in cui dobbiamo compiere una scelta, ma non c'è una scelta da compiere. Questo è un meccanismo di condizionamento mentale enorme a livello di massa e quello che segue a questo condizionamento è la possibilità di essere stritolati mentalmente in conseguenze sempre più orribili che stiamo vedendo e già allora, per cui adesso ci sono delle slide che piuttosto purtroppo non posso andare a far vedere con molta calma, ma che sono interessanti. Eccone una, Wired, che scrive che per combattere razzismo e xenofobia si possono spingere verso l'altruismo e ridurre il timore
con, dov'è che è? Ecco, elevare i livelli di ossitocina. Diamo l'ossitocina alla gente e gli modifichiamo i percorsi mentali. Saranno meno razzisti, meno xenofobi, meno arrabbiati, sarete tutti più contenti. Però scusate, ma se io voglio o non voglio essere arrabbiato, deve essere una mia scelta, non puoi modificarmela chimicamente. Se tu mi metti nell'acqua una roba che mi fa ridere, mi fa accettare le cose con più allegria, ma magari sono anche più felice, intendo dire, però sono anche più rincoglionito. Cioè, è come trasformare il mondo in un manicomio in cui ti danno le medicine ai sani per renderli più adatti. Lungi da me dire viva la xenofobia, no? Però, cazzarola, cioè, se una persona, come dire, sarà una sua scelta, sarà un suo percorso che si può discutere, che si può condannare, si può persino rendere illegale, ma modificarlo chimicamente, in massa? Wired lo scrive nero su bianco, e parliamo del luglio 2018. Qui su Panorama, qui siamo al novembre 2015, un intellettuale, Camon, come si chiama questo? Scrive nero su bianco, se non sei vaccinato bisogna toglierti il diritto di voto. A te e ai tuoi figli, se non sono vaccinati, non li facciamo entrare a scuola e quindi poi non hanno l'istruzione, quindi non possono avere il diritto di voto. Cioè, perché non prendi un medicinale? Ti tolgo il diritto di voto. Cioè, questo lo propone pubblicamente sul giornale come se niente fosse. E questo lo facevano con gli ebrei, Vabbè, qui insomma tutti i vari post del risparmio. Questo è un sindaco, si chiama Lorenzo Guzzetti, anche qua non sto a leggervi tutti i dettagli, vi dico soltanto, cioè vi invito a vedere cosa scrive qua, questo sarà un suo post pubblico su Facebook. Un lettore gli scrive: credo che un genitore obiettore non abbia a cuore la salute dei nostri figli, questo non mi può piacere, vabbè, è un'opinione di un lettore. E Lorenzo Guzzetti, che è un sindaco di Uboldo, cioè una figura pubblica, scrive: va bruciato in piazza al suo vivo proprio. Genitore obiettore, cioè un genitore preoccupato della salute dei suoi figli, secondo il sindaco, va bruciato in piazza al suo vivo proprio. Questo lo dice pubblicamente un sindaco. Ma se lo dico io mi arresti, è minaccia. Se lo dice un sindaco, che facciamo? Niente, non facciamo niente. Questo è Walter Ricciardi, presidente dell'ISS. Allora, poi per conflitti di interesse ha dovuto andarsene. Ecco, rilancia un cartello messo in vetrina da un gelataio di Genova che ha scritto: io i bambini Novax non li voglio nella mia gelateria. Qualcuno si ricorderà i cartelli degli ebrei, no, niente ebrei in questo negozio. Ma siamo pazzi. Allora, se un gelataio scemo di Genova scrive una minchiata, vabbè, era ubriaco, è una cosa... Ma Walter Ricciardi è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, lo può rilanciare pubblicamente dicendo: no, Vax non siete benvenuti, cioè tipo bravo sto gelataio, finalmente qualcuno si dà da fare, no? Cioè, ma che cos'è questa roba? Qui non vi sto a leggere la lettera delirante del sindaco di Uboldo, che è quello che ha scritto che i genitori che si preoccupano vanno arsi vivi in piazza. Ecco, cosa compare su qualche eco di stampa? Minacce Novax a Guzzetti, che è quel sindaco che ha detto che vuole bruciare vivi i genitori. Il titolo dell'articolo è: minacce Novax a Guzzetti, solidarietà dal ministro Lorenzin. Certo, quando non è impegnato ad andare in TV a dire che muoiono milioni di bambini che non sono mai morti, la Lorenzin dà solidarietà a chi dice che i genitori di chi non vaccina i figli vanno bruciati vivi in piazza. Diamogli solidarietà, ma come no? Anche una divisa da nazista, cioè che ci siamo, bella pulita, nuova, lucida. Ma cioè, capite? È possibile? Cioè, nessun giornalista che scrive: scusate, ma quello lì ha detto di bruciare viva la gente. Non è che magari ha esagerato un pochino? No, non si può. E qui arriviamo alle cose veramente pericolose, perché quelle fino adesso diventano folcloristiche. Questo sta per succedere. Era annunciato qui, interessante, già dai tempi, ma sta per succedere. Queste sono raccomandazioni sulla salute fatte da una commissione. Chi l'ha nominata? Chi sono quelli di questa commissione, questo panel di esperti? Chi cazzo l'ha nominata? Da dove arrivano? Andiamo a vederlo? Con chi lavorano? Da chi pigliano lo stipendio? Va bene. Questi cosa hanno fatto? Hanno fatto delle raccomandazioni riguardo ai vaccini e alle malattie che possono essere previste con i vaccini per il Consiglio europeo. Quindi per un organo che poi fa delle ordinanze che poi hanno valore sugli Stati membri, quindi anche su di noi. Ecco, cosa dicevano queste simpatiche cose nel 2018?
7/12/2018. È stata approvata questa cosa, non è che è una proposta che è caduta lì, no, questa è stata letta e approvata dal Consiglio europeo, accoglie con favore, ok? E c'è scritto chiaro e tondo, opzioni per valutare la fattibilità dello sviluppo di una tessera, un passaporto delle vaccinazioni, comune per i cittadini dell'UE, che tenga conto dei calendari vaccinali nazionali, compatibile con i sistemi informativi elettronici sulla vaccinazione, il cui uso sia riconosciuto a livello transfrontaliero. Ve la devo tradurre? Si chiama passaporto vaccinale, vuol dire tu nasci in Italia, puoi andare in Germania o in Francia o anche magari uscire dall'Italia, ecco, all'aeroporto ti chiedono il passaporto vaccinale, oltre al passaporto, che dice che sei un cittadino, ti chiedono anche che vaccini hai fatto. Se non hai fatto quelli che vogliamo noi, tu non te ne puoi uscire. Non puoi spostarti. Ancora, l'ultima volta che è successo questo era col nazismo, quando gli ebrei che cercavano di uscire dalla Germania gli si chiedeva il certificato genetico per vedere se erano di razza pura oppure no. Se non lo erano, mi dispiace, devi restare qua perché abbiamo preparato per te un villaggio vacanze a Dachau dove potrai andare tranquillamente tra poco. Ecco, stanno facendo la stessa identica cosa, non c'è ancora il villaggio vacanze, almeno che io sappia, però c'è il passaporto vaccinale, già approvato. Verrà ratificato e reso operativo nel 2022, tra 2 anni. Ecco cosa dice Kate Gilmore, vice commissario dei diritti umani all'ONU, cioè una che dovrebbe difendere i diritti umani, al forum dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sul futuro piano di vaccinazione 2021-2030, dall'anno prossimo. Ok? Questa è una riunione tenuta a Ginevra il 19 marzo del 2018. Sentite cosa dice esattamente Kate Gilmore. Le vaccinazioni devono essere osservate per tutta la durata della vita e poco oltre. Non esiste il diritto di rifiutare i vaccini. Cioè voi dovrete essere vaccinati per tutta la durata della vostra vita. Vi faranno gli esami, sta scadendo la vaccinazione, presto bisogna rinnovarla, col tagliando della macchina, e sarà obbligatorio per tutti sempre. Così, a gratis. Perché? C'è qualche emergenza? Vi ricordate di un'emergenza morbillo per caso? Perché io non me lo ricordo. Adesso ci sarà l'emergenza Covid, quindi yeah, figurarsi, porte aperte. E questa è l'ultima slide. Sono in ritardo marcio. No, beh, non neanche tantissimo, sono solo di mezz'ora. Questa è la slide, questo è il video, l'avrete visto tutti, penso, di Dario Mussu, 30enne di Agrigento, che il 2 maggio, con un megafono, girando per le strade di Agrigento in macchina, nella sua macchina, esprimeva la sua opinione, che può essere condivisibile o no, cioè che non esiste nessuna pandemia, che è tutta una truffa, e invitava le persone ad andare a protestare. Vi faccio vedere cosa accade se non l'avete visto o anche se l'avete visto. Scusate. Qua. Volevo stoppare il video, invece ho fatto tutto un casino. Adesso riproviamo. Facciamo share screen, vediamo se ce l'ho ancora. Non ce l'ho più. Perdonatemi, questi sono i classici drammi di fare le cose un po' raffazzonate. Qui per arrivare all'ultima slide devo fare tutto il mondo. Speriamo che non arrivi alla fine e si blocchi. Comunque, quello che avete visto era quello che faceva, cioè lui, intanto approfitto per commentare così risparmio tempo, cioè lui era nella sua macchina, dentro la sua macchina, con un megafono e per le strade diceva le sue opinioni, tra l'altro non proprio in dialetto, perché sono con un forte accento, spero che abbiate capito, le sue opinioni erano semplicemente questa pandemia è finta, insomma ribellatevi, no? Ecco, quello che succede, adesso vedo se riesco a portarlo avanti, ecco, quello che succede è questo. 6 intervengono con 4 macchine, carabinieri, ci sono dei carabinieri, ci sono 3 medici, o meglio persone vestite da medici, e se guardate lo bloccano. Un medico ha già tentato di fargli un'iniezione, non ci è riuscito perché lui si è mosso, ha detto che cazzo fate? Lui non ha opposto nessuna resistenza, lo bloccano, lo scaraventano in terra. Stefano, scusami, non c'è condivisione.
Ah, scusate. Ecco, ovviamente. Ecco a dirlo. Vabbè, ok. Devo far ripartire di nuovo tutto. Purtroppo qui queste sono le cose che abbiamo fatto molto in fretta e che devo dire. Comunque, vabbè, insomma, vabbè, ve l'ho già descritta la situazione adesso, il video è condiviso, tra l'altro Comunque l'abbiamo visto. di blog, post, tutto dappertutto, quindi penso che potete ritrovarlo tranquillamente da soli senza che sto a rifare tutta sta manfrina per metterlo davanti. Qual è il concetto? Il concetto è che questa persona, Dario Musso, è stato fatto un TSO in mezzo alla strada, cioè è stato bloccato con la forza, è stato fatto di fatto un arresto, perché quello non è un fermo, è un arresto, fatto con 4 agenti di polizia giudiziaria e 3 infermieri o agenti, insomma, medici, perlomeno erano vestiti da medici, che hanno fatto questa iniezione direttamente in strada, in mezzo alla strada, di un sedativo a questa persona che stava semplicemente esprimendo le sue opinioni, per quanto condivisibili o meno che fossero. Ora, si può anche ipotizzare un paio di reati. Uno potrebbe essere disturbo della quiete pubblica, l'altro potrebbe essere, questo dipende dal volume, del decibel del suo apparecchio, e l'altro potrebbe essere istigazione a delinquere, nella misura in cui si riconosca legittimità ai decreti attuali che limitano delle libertà senza averne la caratteristica giuridica, per cui non so se è veramente un reato, però si può ipotizzare. Però per nessuno di questi 2 reati c'è l'arresto, ma soprattutto c'è la denuncia a piede libero, ma non c'è la possibilità dell'arresto con la forza, dell'uso della forza, ma soprattutto, peggio che peggio, non c'è nessuna possibilità di fare il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, che è il punto su cui vi invito a riflettere. Qui si sta sdoganando l'utilizzo del trattamento sanitario come una sorta di arma contro la dissidenza politica, contro la dissidenza ideologica. Cioè avete un'idea che non piace al vostro sindaco, o al presidente della vostra regione, o a un ministro, o a chi che sia, un qualcuno seduto in una task force, perché a questo punto sono le task force che decidono queste cose, vi possono prendere, arrestare, iniettare dei sedativi, e poi la cosa più orribile, Dario Musso è rimasto 7 giorni dentro un reparto psichiatrico, legato a un letto, imbottito di psicofarmaci, col catetere infilato, cioè, e gli impedivano anche di parlare con i familiari, gli hanno vietato di parlare, hanno impedito al suo avvocato, che era suo fratello, di contattarlo. Ci sono le telefonate registrate, ha telefonato 100 volte al giorno a carabinieri, polizia, protestando per questa situazione, al sindaco, al reparto psichiatrico, ha parlato con i medici, gli raccontavano di quelle balle che veramente ad ascoltarle ti viene l'itterizia, gli dicevano sta dormendo. Cioè, scusate, ma sta dormendo da 5 ore, sono qua da 5 ore che chiamo, ma prima c'era stato un intervento, prima era sveglio, però noi eravamo per un intervento, non potevamo rispondere, non abbiamo il cordless per passartelo. Dice, ma io sono il suo avvocato, è suo diritto, è scritto nella legge che lui ha diritto di conferire col suo avvocato in qualunque momento. Sto cercando di contattarlo, io non so neanche se è vivo. Mi state dicendo al telefono che sta dormendo, ma che fate? Ma cioè, la legge, lui ha chiamato la polizia, ha dovuto chiamare 3 volte il poliziotto che gli diceva, ma sì, guarda adesso, prima ha chiamato i carabinieri ha risposto, non abbiamo nessuno da mandare. Quindi se l'hanno rapito, se l'hanno ammazzato, ma chi se ne frega, non abbiamo nessuno da mandare. La polizia invece gli ha risposto, però c'è l'emergenza Covid, noi non possiamo entrare nell'ospedale. Come non potete entrare nell'ospedale? Ma che siete pazzi? Cioè, se dentro quell'ospedale stanno, non so, massacrando qualcuno, voi dite no, c'è l'emergenza Covid, non possiamo entrare, dobbiamo aspettare qualche mese, quando poi finirà l'emergenza potremo entrare e vedere se avete ucciso qualcuno. Ma che dite? Notizia di reato, c'è uno che vi dice sono un avvocato, voglio parlare con il mio assistito, è tenuto prigioniero là dentro, un sequestro di persona, non ho notificazioni pubbliche di nessun tipo, non so neanche se è vivo, cosa gli stanno facendo, vi chiedo di intervenire, gli rispondono non possiamo entrare. Solo quando lui ha cominciato a minacciare azioni illegali a tutto andare, è arrivata una pattuglia della polizia, c'è anche lì c'è la registrazione, che sostanzialmente gli ha detto, sì, ma guardi, lei se vuole può sporgere qualche denuncia. Non hanno neanche chiamato i medici, almeno di io, medici, fateci parlare con sto tipo. 7 giorni l'hanno tenuto lì. È riuscito il 6° giorno a parlare al telefono per 1 minuto, si sente anche quello in un video che ha reso pubblico nelle telefonate all'avvocato, con questo poveraccio, con Dario Musso, che 7 giorni che lo tenevano legato al letto, imbottito di psicofarmaci, biascicava, neanche riusciva a dire le parole in maniera coerente. Cioè, e il medico, anche questo da brividi, che diceva all'avvocato e al fratello, che l'avvocato fratello sono la stessa persona, gli diceva al telefono,
fino a ieri non era collaborativo, quindi abbiamo dovuto tenerlo in contenzione, cioè legato al letto. No? Perché? Dice perché quando l'abbiamo provato a slegare lui si strappava il catetere, si toglieva gli aghi dalle braccia. Dice scusami, perché lo tenete con un catetere? Perché ha gli aghi nelle braccia? Di cosa lo state curando esattamente? Qual è la malattia, no, per cui è in un ospedale psichiatrico? Perché ha detto che secondo lui non c'è l'epidemia? È una malattia? O perché ha detto alla gente che forse bisogna disobbedire a queste restrizioni? È quella la malattia? Capite dove siamo arrivati? Cioè questa... Qui i nazisti fanno ridere, neanche i nazisti lo facevano, i nazisti ti prendevano e ti picchiavano e ti uccidevano, te, ma non ti mettevano in ospedale psichiatrico imbottito di farmaci dicendo che eri malato. Cioè non ci arrivavano neanche loro a essere così merde. E poi questo succede in Italia oggi. Cioè. E io questa roba la dicevo appunto in questa conferenza, senza sapere quello che sarebbe successo poi poco tempo dopo, l'anno scorso. Perché la deriva è quella, il piano, la strategia è quella, si sdelinea chiaramente. Cioè, per quello dico che i vaccini in sé poi contano molto poco, sono uno strumento utile perché scatenano nelle persone la necessità di sentirsi dalla parte della scienza, di combattere contro l'ignoranza, contro, insomma, di assumere un ruolo attivo, no? In favore delle forze del bene, quali che siano, no? Però poi il risultato è quello che i diritti, tipo l'inviolabilità del corpo, scompare, perché se puoi vaccinare le persone contro la loro volontà, puoi fargli qualunque altra cosa, anche un TSO. E questo è quello che sta succedendo. Ora mi dispiace, c'erano molte altre slide, purtroppo però il tempo l'ho strafinito, eccetera. Se ci sono delle domande, degli approfondimenti, delle cose così, io rispondo. Allora, come su tua richiesta, e lo spiego al gentile pubblico, tu avevi chiesto che non si sbloccassero i microfoni, ma che le domande venissero scritte. Per cui io nella chat ho lasciato un numero di WhatsApp al quale mandare le domande. Ok? Quindi voi scrivete a Regina al numero di telefono che trovate nella chat e gli fate le vostre domande e poi verranno lette. Nel frattempo vi lasciamo 2 o 3 minuti, vi faccio vedere la locandina del seminario che faremo con Stefano fra una decina di giorni, poi se vuoi parlare per 2 minuti, e vi facciamo vedere anche dove potete trovare i libri di Stefano. Vuoi che dico due parole per spiegare di cosa si tratta? Perfetto, questa è. Allora, questo è un corso che avevo presentato nel 2015, ho tenuto in altri posti, sempre in Italia, e era un corso appunto in cui approfondivo alcune dinamiche di metacomunicazione e, diciamo, appunto il titolo è Metacomunicazione e potere, nel senso che vabbè, ovviamente poi nel corso spiego tra le altre cose ovviamente cos'è la metacomunicazione un po' nel dettaglio, qui lo dico in maniera estremamente sintetica, perdonatemi, anche un po' semplificata. La metacomunicazione è l'analisi di tutto ciò che non viene comunicato nel messaggio oggetto, che è un termine di metacomunicazione, cioè noi siamo abituati a pensare che quando diciamo a qualcuno ciao, gli stiamo dicendo ciao, invece non è quasi mai così, gli stiamo dicendo un sacco di altre cose che dipendono da chi siamo noi, da chi è lui, da qual è la nostra relazione, dal contesto, da tante altre robe. Tutto questo è quello che determina poi cosa succede con quel ciao, tipo che veniamo licenziati, che ci sposiamo, si scopa, che mangiamo assieme, che non ci vedremo mai più, eccetera. Quindi quello che noi identifichiamo come un ciao in realtà ha molti significati. La metacomunicazione analizza quelli, studia quelli e rende le persone che la approfondiscono consapevoli dei processi che rendono quel ciao qualcosa oppure qualcos'altro. Di questo molto, molto semplificatamente. Nel corso che mi ha chiesto appunto Francesca Persalos di ripresentare, in questo caso lo facciamo online, perché insomma anche qua sarà una primizia, approfondiamo prima appunto cos'è la metacomunicazione, poi un po' di questi elementi, di questi processi di metacomunicazione, e poi li andiamo a vedere in 4 contesti identificati, che sono la comunicazione politica, tecnicamente si chiama propaganda, però non ha sempre un'accezione negativa, è comunque il meccanismo, diciamo, di comunicazione politica. In particolare vedremo che cos'è la comunicazione emotiva e perché adesso funziona quasi completamente solo la comunicazione emotiva. Il marketing, quindi la pubblicità e i meccanismi di identificazione. Prima ho accennato qualcosa sullo stimolo risposta, per esempio, di Pavlov.
poi la comunicazione, la seduzione, i meccanismi di seduzione che sono tipici, ci sono tutti questi corsi di seduzione, eccetera. Questo non sarà un corso di seduzione, cioè comunque non ci saranno aspetti in cui insegno a sedurre. Semplicemente analizzerò dei meccanismi che rendono particolarmente potenti i messaggi e i metamessaggi collegati alle formule di seduzione, ai meccanismi di contrattazione erotica, diciamo così, tra le persone, perché questi in realtà sono presenti in moltissime altre forme di comunicazione che non sembrano avere connotazioni di tipo sessuale, ma in realtà hanno un sottofondo enorme di meccanismi di tipo sessuale. E poi c'è la comunicazione religiosa e spirituale, che anche questa ha tutta una sua serie di connotazioni, caratteristiche specifiche. Andremo a vedere anche qui come la metacomunicazione assume delle forme ben specifiche nel propagandare, diffondere l'evangelizzazione, no? O le forme di conversione, di messaggi di tipo spirituale o religioso. E parleremo anche un briciolo di linguaggio esoterico. Bene. Allora diciamo che su tua richiesta ci possono essere 20 partecipanti, ok? Sì, anche qui, scusatemi, giusto un piccolo inciso. Ho chiesto al massimo 20 partecipanti perché farne di più significa che non posso seguire già, allora dal vivo è un corso che ho già tenuto, ho una certa dimestichezza su come, perché chi segue una conferenza si chiama One Direction, io parlo e lui è al di là, io non so neanche se capisce, non capisce, gli interessa, non interessa, sono più o meno fatti suoi, io faccio una specie di piccolo spettacolo, no? E poi a me piace molto l'interazione, per cui nelle mie conferenze, come anche adesso, spero che ci sia una forma di interazione, perché è la parte in cui io mi arricchisco, no? Perché io ripeto cose che so già, quindi a me non servono, no? Però quando invece interagisco, imparo da chi c'è. Anche nei corsi per me c'è una fortissima interazione, però mentre nelle conferenze l'interazione è facoltativa, nei corsi è per me necessaria, nel senso che voglio poche persone perché è una cosa intensiva, dura parecchie ore, ci sono degli step da seguire e degli elementi su cui confrontarsi è necessario, mi servono dei feedback. Volevo far vedere dove trovare i tuoi libri, se vuoi dirglielo tu intanto. Ah sì, vabbè, sì, se a qualcuno interessa anche leggere qualcuno dei libri che ho scritto e che attualmente sono reperibili, si possono trovare in formato digitale sul mio sito. Eccoli qua. Sì, ecco, il sito si chiama stefano.re, non dovete scrivere niente, né www, http, basta scrivere stefano.re, niente it.com, niente, stefano.re, invio e siete sul mio sito. Dentro lì c'è una voce che trovate in vari modi che si chiama biblioteca.re, che è un link, lo vedete scritto da varie parti, in questo caso lo vedete in alto, in giallo, non nel menu in alto, si può raggiungere anche da altre parti del sito, ma non importa, l'importante è che andate a biblioteca.re se vi interessa, e lì ci sono i miei libri, potete cliccare sul libro che vi interessa, leggere degli estratti, vedere se vi interessa effettivamente o no, e se proprio vi interessa e lo volete leggere potete comprarvelo, scaricarvelo in formato digitale. Ah, poi c'è anche di uno, ultimamente abbiamo fatto anche delle stampe perché ce le chiedevano con insistenza, avremmo voluto portarle già a questa conferenza che avremmo dovuto tenere quando è iniziata questa emergenza del cavolo coronavirus, perché le persone volevano anche comprare il libro cartaceo. Sinceramente non so, Francesca, ti ha per caso poi detto, Jay, se siamo in grado di spedirle adesso o se invece è meglio per le copie cartacee aspettare un attimo? Cioè Jessica? Sì. No, non hai detto niente. Ah, ok. Allora, vabbè, per adesso diciamo che facciamo che esistono le copie cartacee di uno di questi libri, cioè di Identità Zero, però non so ancora se siamo in grado di spedirvele, dipende da quanto siano riusciti a realizzarsi. Comunque, il formato digitale c'è, lo trovate sul sito se vi interessa. Bene.
Regina, cosa dici? Credi che siamo pronti per le domande o aspettiamo 2 minuti? Beh, intanto leggo quelle che sono arrivate. Diciamo che tendenzialmente cioè, ce ne sono alcune dissimili. Leggo la prima. C'è una via d'uscita per salvarci dall'obbligo passaporto vaccinale? Consigli qualcosa? Inteso come azione comune di tutte le persone che vogliono essere libere. E ci sono diverse domande così sul cosa si può fare per evitare l'obbligo, con un'azione unita, però anche singolarmente, lo aggiungo io. Beh, allora, premesso che io non ho verità, anche tutte le cose che ho detto finora, io vi ho detto dove le ho lette, in alcuni casi non le ho lette ma le ho ragionate, vi ho espresso i miei ragionamenti, però giusto come introduzione, in realtà avrei dovuto dirlo all'inizio, ma va bene anche alla fine, io non credo di possedere nessuna verità, per cui tutte le cose che vi ho detto sono semplicemente come io vedo le cose, quali cose ho valutato valga la pena di tenere presente o su cui riflettere. Ognuno deve costruirsela un po' da solo la cosa, per cui io al massimo posso dare dei pareri, diciamo, no? E se vi interessa, se mi fate una domanda, io vi rispondo in questo caso appunto solo il mio parere, quindi non è che quello che dico io è quello che va fatto, però sì, è, diciamo, la mia opinione. Io per quello che ho visto in questi anni, proprio siccome ho visto avviarsi un processo molto ampio che coinvolge non soltanto una classe di persone, tipo che so, i medici, no? Allora, diciamo che qualcuno si mette in testa, voglio far passare una certa terapia, allora cosa faccio? Pago, corrompo, spavento, insomma in ogni caso mi impadronisco dei medici e costringo la maggioranza dei medici a aderire alla mia roba. Ecco, non è che ci sono i medici che fanno questa roba qua, ci sono alcuni medici in alcuni posti chiave che aderiscono a questa roba qua e portano avanti questa roba qua, e spesso non sono neanche medici, sono funzionari, vengono da altre parti, politici o giornalisti, che però si intrufolano e poi alla fine li trovi a capo di una commissione medica, anche se non c'entrano un cazzo con i medici. Al tempo stesso nei politici, stessa cosa. Trovi dei portaborse, della gente negli uffici ministeriali, nell'ente di controllo del farmaco, che poi alla fine vai a vedere non hanno neanche il background, non hanno studiato un cazzo di quella materia lì, però chissà come sono arrivati lì. E sono dappertutto, sono nei media, sono nelle redazioni dei media, sono nei board che decidono i finanziamenti ai media, no? I soldi che vengono dati o non vengono dati alle università, cioè sono all'OMS, ecco, sono dappertutto, purtroppo sono stati bravi, veramente bravi. Hanno infiltrato un numero enorme di persone nei posti chiave di tutti gli elementi, i gangli che poi decidono innanzitutto la percezione, che è il vero campo di battaglia enorme, e poi anche le strutture vere e proprie. Perché chiaramente se anche tu coi media riesci a trasformare la percezione, tipo ci inventiamo l'epidemia di morbillo che non c'è, ci inventiamo l'emergenza, spaventiamo tutti e quindi tutti avranno bisogno di reagire, però poi dopo i medici dicono sì, ma col vaccino non puoi eradicarlo, questi dati ci sembrano un po' falsi, eccetera, allora crolla tutto, no? Quindi servivano i media per fare l'aspetto percettivo, i tecnici, quindi i medici, quelli appunto delle entità sanitarie, le entità di controllo, l'AIFA, così, devono tutti essere a un certo livello coinvolti. Ovviamente non tutti, nel senso che anche l'usciere è stato coinvolto, bastano le persone chiave, nei posti chiave, per far andare il meccanismo abbastanza in porto. Poi ogni tanto qualcuno salta fuori e dissente, punta i piedi. I medici l'hanno fatto, l'ha fatto Luco Montagnier, l'ha fatto Tarro, l'ha fatto un sacco di medici in Italia, piccoli e grandi, famosi e non famosi, ma anche giornalisti. Ci sono dei giornalisti che si sono incazzati, hanno scritto dei pezzi un po' di tempo fa, avete letto sul Tempo, sulla Voce, La Verità, eccetera. Poi scompaiono, non perché li hanno ammazzati, ma perché li hanno dissuasi, hanno fatto passare la voglia, capite? E questo lo fanno costantemente, dappertutto, lo fanno con i medici, li radiano, gli rompono le palle, li allontanano, lo fanno con i giornalisti, li zittiscono, li offuscano, li mettono da parte, lo fanno all'interno delle strutture, lo fanno nell'OMS, chiaramente se i soldi che vanno dall'OMS sono vincolati significa tu vuoi fare le fognature, non ti diamo un soldo, tu vuoi fare la vaccinazione a tappeto, ti riempiamo di soldi il tuo ufficio, quindi hai i mezzi per fare la vaccinazione a tappeto, non ce li hai per fare le fognature, fine del discorso. Quindi se tu lavori all'OMS e ti impegni nel fare le fognature, il tuo ufficio è vuoto, passi il tempo a grattarti le palle e non fai un bel niente, quindi su quello non procedi. Se invece ti impegni nel vaccinare a tappeto tutti, anche con un vaccino che magari non è stato testato, che crea casini, però ti riempiono di soldi l'ufficio, quindi tu hai lo stipendio, fai i viaggi, vai in giro, tieni conferenze, fai speech e vai avanti. Allora, questa è la struttura.
Davanti a una struttura così, uno mi dice cosa possiamo fare? La risposta che verrebbe è scappare, scappare su un'isola deserta, nascondersi sottoterra, non lo so. Al di là del fatto che purtroppo sembra che non ci sia più neanche un posto dove si possa scappare, quello che mi viene da dire è che a questo punto, insomma, vendere cara la pelle. Cioè, io personalmente suggerisco una cosa, ho anche avviato un progetto, però non voglio pubblicizzarlo perché non mi sembra corretto in questo contesto. Però, diciamo, non sono solo, ci sono tanti progetti che sono stati avviati, ci sono formati dei partiti politici, dei movimenti di vario genere, di varia natura in Italia che stanno denunciando a gran voce questa deriva, o perlomeno degli aspetti di questa deriva, e stanno cercando di combattere. Ecco, secondo me aderire a questi movimenti, ma soprattutto spingere questi movimenti verso una federazione, verso un'unione di intenti, questo secondo me è una strada che può avere degli effetti. Torno a dire, abbiamo un nemico che è enormemente avvantaggiato ed è enormemente più preparato, e che sicuramente questa cosa l'ha messa in conto, per cui non è che cioè, che dire, arriviamo noi e diciamo adesso ci uniamo 4 partiti, 3 movimenti, gli spacchiamo il culo. Cioè, questi qua lo sanno benissimo e hanno pronosticato sta roba e hanno sicuramente 1000 modi per renderci, se non inutili, addirittura a favore del loro programma. Però magari qualche mossa possiamo tirarla fuori anche noi, non se l'aspettano. Qualche cosa possiamo farla. Io delle idee ce l'ho, altri hanno delle idee, io dico riuniamoci, confrontiamole in tempo breve, non mettendoci 100 anni. Io questo progetto, il mio personale progetto, che si chiama, vabbè, lascio perdere come si chiama, l'ho avviato 2 anni fa, adesso poi per vari motivi io non riuscivo più a seguirlo perché io sono fatto così personalmente, mi impegno tantissimo sulle robe, però poi dopo un tot finisco l'energia, devo staccare per qualche tempo, l'ho lasciato in mano a altre persone che hanno insomma perso un po' motivazione lungo la strada. Adesso mi hanno chiesto di riavviarlo, lo stiamo riavviando, vediamo se riesco a trovare un numero di persone maggiore, vediamo soprattutto se si riesce a unificare vari gruppi, varie realtà e effettivamente a creare un fronte che possa dare filo da torcere a questo, cioè opporsi in parte, magari anche fattivamente. Ultima cosa, questo lo butto lì, ma proprio prendetela con le pinze, è quel discorso che molti stanno percependo, rilanciando a vario titolo, cioè quello che forse, oltre a forze che operano con grande impegno per andare verso questo processo che io chiamo molto esplicitamente neofeudalesimo, cioè ridurre il potere nelle mani di un'elite ristrettissima, avere una classe di tecnici che ubbidisce e attua le regole, e una mandria enorme, smisurata di schiavi che a seconda dell'occasione si possono far aumentare o diminuire, avere emergenze di vario genere da usare, no? Ma tenere tutto sotto controllo. Ecco, quello è il progetto. Ecco, c'è chi dice che ci sono forze anche molto forti che si stanno opponendo. Io non ho mai amato aspettare la cavalleria che mi salvi, però diciamo che può essere una nota anche questa che può avere un suo ruolo. Ci sono effettivamente soggetti a livello anche internazionale di grande visibilità che hanno fatto sia dichiarazioni che atti veri e propri che, insomma, sembrano effettivamente rompere un po' le uova nel paniere a questa agenda, no, il neofeudalesimo. Quindi forse, non so se sono potenti che combattono tra di loro su chi poi ci spolpi meglio, o se invece qualcuno dei due ci voglia effettivamente aiutare un po', però può essere una nota di incoraggiamento. Allora, adesso con questo penso che abbia risposto un po' a tutte le domande che sono arrivate. Perché questa cosa di come fare a evitare l'obbligo, come fare a fare qualcosa di attivo, insomma, era abbastanza frequente. Allora, un'altra domanda. Io non lo sapevo, però qua nel messaggio mi viene detto che adesso sembra che Zaia, almeno qui, voglia fare il tampone obbligatorio a tutti. Quello che tra l'altro dà anche tipo l'80% di falsi positivi. E anche qui cosa si può fare per rifiutarsi se uno viene chiamato a farlo? Allora, tecnicamente come rifiutarsi, io non ho sotto mano né diciamo, le ordinanze, diciamo, i dati giuridici su cui esprimere un parere. Ho un minimo di competenze giuridiche perché fanno parte del mio background, sia di studio sia professionale, però non ho gli elementi per cui non posso formulare alcune ipotesi precise senza aver letto delle carte. Diciamo per associazione di idee, visto che questa cosa è già avvenuta a vari livelli, c'è un piano legale, diciamo, in cui teoricamente ogni singolo
ente dello Stato ha dei limiti nelle sue competenze per le quali può effettivamente emettere alcuni tipi di ordini, leggi, regolamenti, ordinanze e altri invece no. Però di fatto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, come già diciamo fin dal precedente enorme, no, proprio del decreto Lorenzin, poi trasformato in legge, vediamo enti dello Stato, piccoli e grandi a vari livelli, fino ai massimi livelli, che violano in maniera chiara i requisiti delle loro capacità di legiferare. Cioè, per intenderci, fuori da tutto il discorso, può sembrare un po' arrocchito, il decreto Lorenzin era illegale perché non aveva le basi per essere un decreto, mancavano degli elementi fondamentali, che sono quelli che decidono se un decreto esiste, è valore, oppure no, è nullo, non ha nessun valore, no? Ecco, il decreto Lorenzin non aveva nessun valore, cioè mancavano quegli elementi, no? Eppure non solo è stato attuato, ma è stato trasformato in legge. Quindi c'è una legge basata sul decreto illegale, nullo, che di per sé sarebbe nulla pure lei. Eppure sono 3 anni che va avanti e produce effetti perché i bambini sono tenuti fuori dagli asili. E questo è follia, nel senso siamo completamente al di fuori del diritto, no? Ma non è solo, diciamo, non è solo questo è stato un elemento che ha poi dato il via, una stura proprio, a una serie di cose assurde, tribunali del TAR che facevano sentenze al di fuori delle loro competenze, la stessa addirittura Corte Costituzionale nel rispondere proprio a una eccezione di costituzionalità fatta da Zaia, cioè dalla Regione Veneto, che era in se stessa un atto non legittimo, perché la Regione non era titolata a fare quella richiesta, quell'eccezione di costituzionalità, no? E la Corte Costituzionale, oltre a rispondere non siete titolati a farci questa domanda, e quella è l'unica cosa legale che ha detto, poi ha fatto affermazioni che vanno oltre e che non hanno alcun senso. Cioè ha detto la scienza è preminente, di fronte alla scienza la politica non può decidere, no. Che è una roba, ma chi cazzo te l'ha chiesto? Cioè, nel senso, eravamo in un tribunale e d'improvviso ci ritroviamo in una chiesa, no? Eppure è così, cioè, stiamo vivendo realmente negli ultimi mesi, nelle ultime settimane in maniera grottesca, sembra un film surreale veramente, cioè ci sono sindaci che fanno ordinanze violando i diritti costituzionali dei cittadini, per i cazzi loro, al di fuori della legge dello Stato, ma non c'è neanche una legge dello Stato perché abbiamo solo decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che non hanno la forza di legge per cambiare o inficiare i diritti costituzionalmente garantiti. Serve una legge ordinaria del Parlamento e delle condizioni molto chiare per poter ovviare o derogare. Invece no, qui si va, ma veramente sembra la festa di Papalla, tutti ubriachi, ognuno si inventa cose che non hanno senso. Però poi gli effetti li subiamo, perché se tu esci senza la mascherina, anche se nessuno per legge te lo può obbligare, ti danno una multa, che a quel punto è ridicolo, perché tu dici, ma io non la pago, e ti dicono, fai ricorso. A chi? A Dio? A una task force, con chi cazzo parlo oramai? Le autorità non si capisce più chi sono, no? Ecco, stiamo vivendo l'incertezza della disgregazione dello Stato di diritto. Perché questo è importante quando voi mi dite come facciamo a opporci o non opporci al tampone di Zaia? Perché qui il problema non è il tampone di Zaia. Cioè qui il problema è che se Zaia domani decide che anziché il tampone dovete infilarvi nel culo un barile di melassa, cosa si fa? Ci mettiamo giù a 4 zampe e tiriamo giù i pantaloni? Cosa facciamo? Facciamo ricorso a chi? Al Papa? Cioè, capite? Non si sa più. Se gente che non ha il diritto, se il vostro, non so, amministratore di condominio vi dicesse che da adesso dovete mangiare alle 5 del pomeriggio, altrimenti verrete fustigati nelle cantine del palazzo, voi cosa fate? A chi ricorrete? Lui non ha il diritto di fare sta roba, ma se poi succede, arriva della gente degli altri condomini, ti trascinano giù per frustare, cioè, capite? Siamo usciti dallo Stato di diritto, non c'è più lo Stato di diritto, in questo momento in Italia non c'è più. E in questa condizione è molto difficile dire cosa si può fare e cosa non si può fare. Cioè, per dire, adesso facciamo degli esempi estremi, sotto il fascismo, che cosa si può fare? Se ti dicono, se vengono a prelevare il tuo vicino di casa per portarlo via nella notte, si può protestare? Si può mandare dei messaggi a qualcuno? Si può invocare l'aiuto di un ministro che è un tuo amico, non so, o bisogna sparargli? E se gli spari cosa sei? Un terrorista? Un partigiano? Un patriota? Un coglione?
Cioè, capite? È questa la situazione. Siamo in una situazione in cui lo Stato di diritto è stato sospeso. Quindi non esiste una roba che dici io posso fare questo, faccio questo e sono sicuro che funziona così. No, non funziona più così. Non funziona così, tra l'altro, da nessuna parte. Non è solo in Italia che siamo un carrozzone di cialtroni da sempre. Non funziona così in Germania. La Germania è uno degli stati in cui io in passato, per il mio gioco applicato, ho avuto a che fare con le forze dell'ordine, quindi quello che si chiama tecnicamente law enforcement, cioè l'ambito delle forze dell'ordine, sistema giudiziario, penale, eccetera, eccetera, di altri paesi, in particolare dell'Europa, e quindi, per esempio, i contatti che ho avuto con la Germania mi hanno molto impressionato, perché hanno un corpo di polizia che, oltre ad essere estremamente preparato nelle modalità, nelle procedure, è anche estremamente rigoroso. Cioè è proprio il posto dove tu, se superi il limite di velocità, pigli la multa, punto. E non c'è modo che te la tolgono, la pigli e basta. Ma se sei un frammento sotto il limite di velocità, nessuno si sogna di darti la multa. Quando ti ferma la polizia ti dice quello che ti può dire e niente di più e niente di meno, eccetera, eccetera. No? Questa era la certezza, no? Del diritto in Germania. E non c'è più. Ci sono persone che sono state fermate, identificate o portate via o arrestate con la violenza, ci sono i video, da quegli stessi poliziotti che fino al giorno prima invece rispettavano scrupolosamente le regole. Adesso no. Questo capite che è sconvolgente. Cioè significa che veramente qualcuno ha dato delle spallate enormi allo Stato di diritto dovunque, globalmente, su questo pianeta. Poi certo, ci saranno anche dei poliziotti che si rifiutano di fare così, ci saranno delle zone dove le cose vanno meglio, altre dove vanno peggio, però di fatto sta succedendo globalmente. Si sta mettendo in discussione lo Stato di diritto sfruttando questo babau dell'emergenza sanitaria. Ed è un processo che è iniziato a entrare nella fase acuta, per esempio con l'Italia, col decreto Brezzin, in cui si sono violati i diritti costituzionali e si è imposto un trattamento sanitario collettivo che non era possibile imporre, per cui non hanno potuto prendere i bambini con la forza e fargli i vaccini, ma hanno fatto di tutto, ricatti, balle, telefonate minatorie, di tutto pur di violare i diritti. Allora, all'inizio la gente poteva dire, ma che cazzo volete? Perché avete tutta questa smania di vaccinare mio figlio a tutti i costi, in tutti i modi? E poi capisce che non era vaccinare il figlio, cioè non è mai fregato un cazzo di vaccinare nessuno. Quello che gli importava era affermare a livello mentale, a livello collettivo, percettivo, che certi diritti andavano via, cioè non contavano più perché quando c'è l'emergenza, quando squilla la tromba dell'emergenza, i diritti scompaiono. Ecco, questa roba, ma non dovrebbe neanche in cielo né in terra, ma neppure in guerra. Scoppia una guerra, ci sono lo stesso i diritti. Non è che non ci sono. Ci sono disciplinati in maniera diversa. Ci sono regole, leggi diverse, ma i diritti restano. Invece no, qui non è neanche scoppiata una guerra, qui è scoppiata una balla grossa, enorme, abbiamo visto un sacco di balle nella conferenza, ecco, questa è l'ultima delle enormi balle, la più grossa di tutte, e basta, i diritti sono scomparsi. Ma questa cosa non ha senso. Per cui cosa si può fare? È difficile dirlo, nel senso io non credo... Poi, scusatemi, se volete una risposta tranquillizzante ve la do. Ci sono dei team di avvocati che si stanno facendo un culo quadrato per trovare tutte le 1000 regole per opporsi e cos'are. Perfetto, io posso anche indicarvene qualcuno con cui ho avuto a che fare e che mi sembrano abbastanza in gamba. Ok, però posso dirvi, secondo me non è quella la strada, perché è inutile che ti appelli a delle leggi in un posto dove le leggi vengono violate sistematicamente. Cioè, è come se tu fossi un ebreo, no? Nella Germania nazista e ti appelli al fatto ai diritti umani. Dici sì, però mi avete tirato una manganellata tirandomi fuori di casa, no? Voglio fare ricorso. Dicono firmi qui, intanto venga che la portiamo a fare un giro in campagna. Cioè, è quella la condizione. Quindi io non so quanto senso abbia condurre una battaglia solo legale, ma magari anche legale, ecco. Ma secondo me qui la situazione è molto al di là di questo livello. Allora, visto che già eravamo un po' in tema, c'è una persona che chiede se riesce a fare una breve analisi sulla comunicazione che riguarda il Covid-19 e sui dati giornalieri. Beh, allora, è breve... Può essere breve, sì, infatti. È una parola grossa. Diciamo che posso dire una cosa estremamente sintetica. Spero nel corso che ci sono ore di tempo per approfondire le cose, di poter magari dedicare proprio una parte a questo elemento, che secondo me è molto interessante, perché di elementi ce ne sono tanti. Però una cosa, diciamo, la posso dire con facilità subito, che se da un lato, come stavo sottolineando, si è creata l'incertezza giuridica, cioè il fatto che
le fonti del diritto sono state distrutte, per cui non si capisce più bene chi fa le leggi, a che titolo, se sono valide o no, e a chi bisogna obbedire, no? Non sai più, devo obbedire al poliziotto che mi strilla addosso di andare a casa, o alla Costituzione che mi dice che io ho il diritto di camminare dove cacchio voglio, cioè come difendo l'una o l'altra, come gestiscono. Ecco, questa è la distruzione dello Stato di diritto a livello delle leggi, no? Però poi c'è anche la distruzione percettiva delle tue condizioni di integrità. Cioè, un po' di tempo fa, quando parlavo appunto di percezione di realtà, un esempio che facevo spesso nei corsi, mi servono queste cose perché aiutano, stimolano, il cittadino di Milano e il cittadino, non so, di Rio de Janeiro, ok? Che magari vive vicino alle favelas. Il cittadino di Rio de Janeiro fa la spesa, sta tornando a casa e sente una raffica di mitra. Cosa fa? Si accoccia contro una parete, aspetta qualche secondo, finisce una raffica di mitra, riprende ad andare a casa con le sporte della spesa. Il cittadino di Milano che sta tornando a casa con la sporta della spesa, sente una raffica di mitra, si butta per terra, grida e aspetta che arrivi la cavalleria, sta lì 2 giorni finché non arrivano con le sirene a salvarlo, no? Perché? Perché ha una percezione di realtà diversa. Per il cittadino di Rio de Janeiro è abituato al fatto che ci possano essere raffiche di mitra, quindi le mette in conto. Non è che tutti i momenti ci sono, però quando ci sono è una cosa che la sua mente ha già accettato. Certo, magari ha un po' di paura, eccetera, però se la smazza. Il cittadino di Milano non è abituato, quindi se le sente da di matto. Ecco, nella comunicazione per il Covid si è applicato in maniera strategica la distruzione sistematica di tutti i punti di riferimento. Cioè ti strillano prima, in Cina muoiono tutti, e poi no, ma no, una cazzata, è un raffreddore. Cioè, va bene, cazzo. Poi dice, ma bisogna bloccare tutti i cinesi che arrivano, però no, forse bisogna lasciarli entrare, anzi no, aiutiamoli, che cazzo fa? Ma siete impazziti? Abbracciamoli, teneteli lontano, avvicinateli subito. Ma che cazzo dici, no? E poi il giorno dopo basta, in Italia è scoppiata la peste, basta, gli italiani non possono più uscire dal loro paese. Cazzo, allora tutti corrono per andare a casa loro, non potete più andare a casa, però da domani. Quindi fino ad oggi potete andare di corsa a casa, ma poi da domani non potete più muovervi. E contemporaneamente vi dicono muore la gente, sta morendo sempre più gente, muore sempre più gente, muore sempre più gente. E poi vai a vedere i dati e vedi che magari muore anche tanta gente, no? Però se calcoli il numero totale dei morti sono meno dell'anno scorso, dici ma che cazzo succede? Cioè, è vero, sono morti 200% in più in un posto, però sono anche morti 30% in meno in tutti gli altri posti, fai la somma e sono di meno i morti quest'anno dell'anno scorso. Allora, ma che cacchio dite, no? È quello il problema, se i media ti strillano un giorno che senza la mascherina sei fatto e finito, il giorno dopo che la mascherina ti avvelena perché ci respiri dentro e quindi ti avveleni da solo, c'è una cultura batterica in proprio. Cosa fai? La mascherina te la metti e poi te la togli, te la metti e te la togli. A seconda di... È questo, cioè, in questo momento viviamo ci stanno costruendo attorno la completa condizione di incertezza. Cioè stanno mettendo le nostre menti nella condizione in cui non possiamo credere a niente, non possiamo fidarci di niente, non siamo in grado di decidere niente. Qual è il punto di arrivo di una situazione del genere? Dimmi tu cosa fare. No? E allora c'è chi lo chiede a Stefano Re, che ridendo ti dice cosa vuoi che ne sappia, e poi la TV te lo dice. La TV ti dice fai così. Sono arrivato a dirti che bisogna fare così e tu lo fai. Ma anche se ti dicono che devi pisciarti addosso, che devi camminare a testa in giù, che puoi mangiare solo di notte, o che devi uccidere il nonno se il naso diventa rosso prima che diventi uno zombie. Cioè, fai qualunque cosa perché ti hanno talmente smantellato, no? Tutte le tue sicurezze che ti senti come il milanese con la raffica di mitra, sei lì con le mani in testa a aspettare che qualcuno ti aiuti. Le raffiche continuano, sono sempre più forti e tu dici aiuto, alla fine del mondo, l'apocalisse. È questo, cioè, secondo me è sistematico, ed era l'obiettivo. Io credo che l'obiettivo sia proprio quello, cioè mettere le masse in una condizione di completo disorientamento che poi, per inciso, questo l'ho scritto in un pezzo un po' di tempo fa, gli elementi, l'isolamento, la rottura degli schemi di ordinaria, di potere di riferimento, l'allarme sociale, eccetera, eccetera, sono i passaggi che vengono prescritti per indurre regressione nelle persone quando gli devi fare un interrogatorio particolarmente stringente in polizia, nel law enforcement. No? Se tu devi interrogare una persona che ha informazioni molto sensibili e che devi estrarre a tutti i costi, ci sono tutta una serie di passaggi che sono anche traumatici, che possono venire imposti in date condizioni agli interrogati,
e sono esattamente quelli che stanno imponendo a popolazioni intere, uno per uno, passaggio per passaggio. Ci stanno ammorbidendo il cervello, ci stanno rendendo il cervello talmente disperato e debole, fragile, da essere in grado di subire qualsiasi tipo di conclusione ci vogliono mettere sotto il naso. Questo sta facendo. Allora, sì, una domanda che un po' mi ero fatta anch'io. A che forze molto potenti facevi riferimento in precedenza quando dicevi che hanno rotto le uova nel paniere a questa agenda mondiale? E perché tra l'altro mi ha fatto venire in mente, c'è una cosa che sta spopolando, l'ho vista tipo iniziare anni fa, e la mia domanda che mi aggancio a questa è cosa ne pensi? Vabbè, sì, ovviamente. Allora, sì, ovviamente stavo parlando Non di so Q. se chi ha fatto la domanda pensasse a questo, Sì, no, però beh, sì. diciamo che c'è Q e poi c'è l'interfaccia pubblica di Q, che sarebbe Trump, e poi c'è questo ipotetico possibile asse Trump-Putin, che alcuni allungano anche, io sono tra essi, al governo cinese, per cui in realtà l'idea che gran parte delle, come dire, polemiche intervenute negli ultimi 5-6 anni tra Trump, Putin e il governo cinese in realtà sia una sorta di pantomima, cioè una sorta di finta, dietro la quale in realtà ci sia un progetto comune che si va sviluppando, e in quest'ottica si leggono tantissime cose, tantissimi atti, alcuni molto chiari, e magari appunto sembra un po' fantapolitica, inventarsi dei significati fatti da questi personaggi, altri che invece magari effettivamente sono molto curiosi, ci sono degli ordini presidenziali fatti da Trump che se li leggi dici cosa? Cosa ha fatto? Cosa ha scritto lì, no? E però se poi gli dai una collocazione dici porca puttana, vorrà mica dire questo, e crei un disegno, però si entra molto appunto nel mondo di quello che viene definito curiosamente complottismo, una parola che fino a pochi mesi fa era veramente solo un insulto, adesso invece sta cominciando quasi a cambiare significato. Anche questo è interessante in termini di mindfucking, sta cambiando significato, adesso spesso si dice ma è un po' complottista, come dire, e quindi ci azzecca. Perché, Davvero? No, questo non lo sapevo. beh, sai perché succede? Perché se tu, finché tu fuori dalla finestra vedi un mondo normale, non ti viene in mente che possa esserci un complotto, no? Quando fuori dalla finestra vedi, che non so, un tizio va a portare il cane a pisciare in spiaggia, arrivano elicotteri, motovedette, scendono poliziotti di corsa per arrestarlo, dici cosa è successo? No? Cioè, allora ecco che la tua mente comincia a considerare che forse le cose che appaiono hanno significati che tu non stavi comprendendo. Allora se qualcuno ti diceva significati che ti sembrano quadrare questa roba, cominci a rivalutarlo, no? Dici, magari c'aveva mica ragione, no? Ed ecco perché la parola stessa, complottismo, che per chi non lo sapesse è stata inventata dalla CIA, si chiamava conspiracy theorist, ed era una definizione coniata da degli agenti della CIA che stavano studiando come fare a squalificare chi andava in giro a raccontare delle cose che non era il caso che si sapessero ai tempi, parliamo degli anni 50 più o meno, su una serie di cose, di eventi politici interni, di politica interna e poi estera degli Stati Uniti. Questa cosa è diventata enorme dopo due eventi in particolare, che infatti ne parlo nel mio approfondimento su questa parola, che sono l'omicidio di Kennedy e lo scoppio della guerra in Vietnam, che è venuto prima, e quindi alcuni elementi specifici dell'omicidio di Kennedy e il casus belli che ha fatto scoppiare la guerra di Vietnam, cioè l'incidente del Tonchino, alcune persone avevano, diciamo, per vari motivi ottenuto informazioni molto riservate che facevano capire che quello che veniva detto ufficialmente erano delle balle, e quindi avevano cominciato a scrivere articoli, a dire cose, denunciando, dicendo no, guardate che non è vero quello che ti raccontano, ed ecco dei retroscena di elementi. La CIA era spaventata da queste fughe di notizie, quindi aveva usato questo meccanismo che era già stato coniato in precedenza in maniera molto esplicita, cioè aveva proprio pagato dei giornalisti perché accusassero di essere conspiracy theorists, cioè teorici della cospirazione, coloro che mettevano in dubbio questi fatti non annunciati come ufficiali, in modo che qualunque cosa dicessero il grande pubblico li percepisse come dei ballisti, insomma, della gente che si inventava cazzate, no? E questa cosa poi è stata portata avanti. In Italia il termine
teorico della cospirazione, non ha molto, non fa pensare a un pazzo, no, che si inventa le cose, fa pensare a uno che studia, analizza, no? E allora l'hanno ridotto in teoria del complotto, che già aveva un suono un pochino accattivante, e poi dopo è diventato complottista, che è perfetto, perché sembra proprio come bufala. Non ti dicono è una balla, è una bugia, è un'invenzione, una menzogna, dicono è una bufala, che è una roba un po' volgare, un po'... Sì, è una balla, ma una balla quasi comica, no? Figurati se ci credo, no? Ecco, per cui il complottista che racconta le bufale è diventato, no, la vignetta, e poi la cosa ridicola è che quelli che vengono definiti complottisti dagli anni 50 a oggi, nel 90% dei casi ci hanno azzeccato, cioè dicevano cose che poi dopo, quando vengono desecretati i documenti segreti dei vari servizi, saltano fuori e dice cazzo era vero, no? Adesso la più recente che sta pian piano conquistando il suo spazio è quella dell'11 settembre, no? Io stesso all'inizio, quando c'è stato l'11 settembre, tra l'altro io lavoravo ancora nel law enforcement, era ancora il mio mindset, come si dice, era ancora molto su quell'ottica molto dell'ordine, insomma. Per cui all'inizio ho rifiutato in maniera categorica l'idea che l'11 settembre potesse essere, no, un'operazione in qualche modo interna o comunque di parte degli organi americani stessi. Cioè, mi sembrava chiarissimo che si trattava invece dell'atto terroristico, così come veniva descritto. Poi però uno legge i documenti e vede che le cose proprio non tornano, dice qui qualcosa non mi quadra, e indaga, approfondisce, e ogni volta che indaga e approfondisce ci scopre cavolate su cavolate, e poi alla fine, a distanza adesso di un po' di anni, insomma, la verità, sempre che ci sia una verità, sta un po' emergendo, nel senso che tutta una serie di cose oramai vengono riconosciute da quasi tutti, da tecnici, da sempre di più. Ci sono delle cose che non tornano, quello che ci hanno raccontato, come non c'erano nella morte di Kennedy, come non c'erano nell'incidente del Tonchino. Poi in alcuni casi queste verità emergono in maniera chiarissima, in altri restano un po'. Per cui, tornando alla domanda, quali sono queste forze? Q esiste o non esiste? C'è Trump è davvero buono? Putin ci vuole bene? Non ne ho idea. Non lo so, se lo chiedi a me, mi parere... Quello che posso dire è che ci sono dei fatti, cioè avvengono dei fatti, ci sono, appunto, dicevo prima, gli ordini presidenziali di Trump, ci sono delle scelte politiche di Putin molto specifiche che in dati momenti sembrano disegnare un quadro che non ha coerenza con la narrativa ufficiale, cioè non sembra quello di un dittatore pazzo russo che vuole fare la guerra con... Per dirne una stupidissima, da quando è stato eletto Trump, gli Stati Uniti si sono disingaggiati da praticamente tutte le guerre dappertutto. Cioè con Obama c'è stato un picco di guerre tra gli Stati Uniti e gli altri paesi in tutto il mondo mai visto prima. C'è stato uno dei presidenti su cui sono stati fatti più bombardamenti in assoluto, e Obama ha preso il Nobel per la pace. Trump invece era quel matto che se gli danno il potere a lui chissà sarà la fine, che scatterà la guerra atomica dopo un minuto, e invece è andato a parlare con tutti i dittatori di tutto il mondo, con tutte le super minacce, i nemici dell'America, e con tutti ha stretto la mano, hanno fatto la pace, sono tranquilli, non è scoppiata nessuna bomba, sono stati scambiati 4 missili nella questione della Siria, ma era stata avviata molto prima che ci fosse effettivamente Trump. Allora uno dice, stai difendendo Trump, vuoi bene a Trump? No, non lo sto né difendendo né particolarmente... Mi sta simpatico, devo ammetterlo, comincia a stare simpatico, mentre prima sembrava solo comico, adesso mi sembra simpatico. Però io non so se Trump sta difendendoci, lottando contro il deep state, che è collegato con tutti i traffici malefici, eccetera. So che una serie di cose che sta facendo mi sembra che vadano a tirare mazzate proprio a quelli che in questo momento stanno cercando, per esempio, di obbligare me a assumere dei farmaci che non voglio prendere contro la mia volontà. Quindi in qualche modo direi che sì, lo percepisco come forse un alleato, però non so se sia vero. Se non posso sapere, potrebbe benissimo essere che in realtà c'è uno scontro al vertice tra forze che si stanno appunto facendo la guerra a vicenda, e noi siamo il premio in palio per mangiarci meglio, no? Diciamo. Oppure no, chi lo può dire? Io non ho abbastanza elementi per fornire un'opinione conclusiva. Torno a dire, ci sono alcuni specifici elementi che non è facile collocare in una narrazione che potrebbe essere quella di Trump che va per i fatti suoi perché è un po' matto, Putin che è una specie di dittatoruncolo locale che porta avanti il suo coso, i cinesi che sono brutti e cattivi e non parlano con nessuno perché sono pazzi comunisti e via dicendo. Mi sembra che ci siano letture diverse, ecco, possibili, però
solo mano a mano che queste cose si verificano e si chiariscono, si può, secondo me, seriamente considerarle. No, poi chi mi ha fatto questa domanda voleva fare altre domande proprio nello specifico di Q e dei post che ha fatto, però... I drops, sì, vabbè, allora guarda, ma in realtà appunto proprio una chiusa finale su Q. Per chi non lo sapesse, Q è un personaggio che a un certo punto ha cominciato a mandare dei messaggi tramite un sistema criptato, per cui non si riesce a capire bene chi possa essere questo personaggio, che ha reso pubblici, ha diffuso appunto alcuni messaggi che sembravano molto ermetici, ma che poi si sono verificati, cioè tipo dava delle notizie, dava delle date, dava delle scadenze in cui sarebbero successe alcune cose e poi queste cose succedevano ed erano cose che non erano prevedibili, per cui in qualche modo lo si considera una persona estremamente informata su eventi, piani, agende, programmi particolarmente segreti e imprevedibili. Nel tempo Q ha sviluppato una rete di persone che si chiamano i QAnon, che sono sostanzialmente seguaci di Q, diciamo, anzi più che altro interpreti di Q, perché Q appunto manda questi drops, cioè manda questi messaggi che sono di solito molto sintetici, molto ermetici, che possono a volte avere letture non chiarissime e i QAnon li interpretano, li collegano e soprattutto li mettono in correlazione con eventi del mondo reale che ancora possono sembrare curiosi ma poi trovano una spiegazione. Un esempio per tutti: di recente c'è stata questa battuta che è stata considerata una gaffe, no? Da parte di Trump, che parlando proprio del Covid, dei rimedi al Covid, ha parlato dopo un tecnico. Il tecnico ha detto che tra le cose che sono efficacissime nello spazzare via il virus del Covid ci sono i disinfettanti, e Trump ha detto: ma allora non sarebbe una buona idea usare i disinfettanti anche nel corpo umano, all'interno, per vedere se si riesce, visto che sono così efficaci, per scacciare via, no? E tutti i giornalisti gli hanno fatto un culo quadrato dicendo: ah, Trump è pazzo, sta dicendo alla gente di usare i disinfettanti nel loro corpo, siamo matti, i disinfettanti ammazzano, eccetera, eccetera. Dopodiché Trump ha fatto notare che nei vaccini ci sono i disinfettanti. E capisci, è una mossa da scacco matto. Uno dice: che cazzo fa? Cioè, o è bravissimo, o ha dietro gente bravissima, oppure è un coglione integrale, ma che c'ha un fondo della Madonna. Ecco, Q è il tipico esempio che fa notare queste cose, cioè te le anticipa, te le fa notare, te le mette in correlazione e sviluppa questa narrativa, diciamo, alternativa in cui sostanzialmente Trump sarebbe un paladino delle libertà degli esseri umani in lotta contro forze particolarmente bieche e oscure, anche proprio nel loro modo di operare, oltre che nella loro natura esistenziale. E questa è la narrativa, diciamo, che c'è dietro Q. Quanto ci sia di reale, quanto ci sia appunto a sua volta di costruito, chi lo abbia ideato, no, io non lo so, non ho strumenti per dirlo, però effettivamente non è un fenomeno che si possa squalificare con 4 scemenze dette da un matto, perché c'è molte cose anticipano, tornano, sono molto precise, per cui sicuramente qualcuno sta facendo trapelare le cose. Quanto questo sia una struttura e quanto questa struttura poi sia per noi una fonte di futuro positivo, questo lo possiamo solo vedere nel tempo. Io quello che dico è che comunque a me piace sempre sperare nel meglio, ma operare come se fosse il peggio del peggio. Quindi io mi preparo a difendermi fisicamente dall'attacco di pazzi scatenati che mi vogliono iniettare roba, senza per questo aspettare la cavalleria. Se poi arrivano gli americani e ci salvano dalla dittatura, come dire, sventolerò le bandierine. Una domanda che volevo farti, solo che non riesco a recuperare il materiale, quindi scusami, non avrò i termini e niente, però vabbè, tu da ex forza dell'ordine. Allora, tempo fa mi avevano mandato un messaggio sulle autocertificazioni, dicendo che se tantissime persone accettano ogni volta che vengono fermate di fare delle autocertificazioni Ti ascolto, da dove vengono e dove vanno, a un certo punto entra nell'uso comune e può diventare una cosa tipo una legge. Sì, perché allora, tanti l'hanno accettato. È vero questo? Allora, E potrebbe, perché allora ho pensato, se io dovessi farla senza star lì a piantare un qualcosa che potrebbe andare avanti ore con un agente, io potrei scrivere sull'autocertificazione, mi oppongo a eventuali usi che potrebbero essere fatti di questo? Allora,
Ti rispondo per quello che ho come competenze. Innanzitutto, questa eccezione qua, che faceva parte di quell'audio molto famoso che è girato proprio sulle autocertificazioni, che io, come tanti altri, abbiamo poi analizzato e confrontato con le leggi reali, con le leggi che ci sono, quelle che in teoria ci sono, no? Effettivamente ha una sua solidità. Nel senso che, innanzitutto, giusto per essere chiari, le autocertificazioni che vengono proposte, tutte, anche l'ultimo modulo, sono completamente illecite. Cioè non possono, non hanno valore legale, perché sono un atto illecito, perché nei contenuti e nella forma violano i requisiti necessari alle autocertificazioni. C'è una legge dello Stato che determina queste autocertificazioni. Ho preso il foglietto perché ho gli appunti così non mi sbaglio. È una cosa che mi porto sempre quando vado in giro, così mi fermano, non sbaglio a citare le leggi, che è la legge 445 del 2000, che è quella che appunto disciplina proprio i documenti sostitutivi. Non si chiamano neanche, noi le chiamiamo autocertificazioni, ma in realtà si chiamano documenti sostitutivi o sostitutivi di certificati, e che possono essere fatti, ma al comma 1 dell'articolo 49 specifica proprio quali sono le limitazioni, alcune delle limitazioni di questi documenti sostitutivi. E al primo punto c'è documenti di tipo sanitario, non sono autocertificabili, fine. Non si può. Quindi tutte le forme vecchie di quell'autocertificazione che dicevano che uno non è positivo o è positivo, quel cazzo che è uno stato di salute, non può essere autocertificato. Quindi quello è illecito, fine. Ed è anche un illecito chiederlo. Per cui quando poi ti fermano i poliziotti o i carabinieri o chi sia e ti dicono guarda, voglio che mi fai questa autocertificazione, stanno commettendo un reato, istigazione a delinquere. E se tu ubbidisci, delinqui, cioè fai un reato. Quindi già quello è. Poi adesso l'ultima versione mi dicono che è stata modificata ancora, io ho letto una mezza versione in cui c'era ancora questa roba, mi dicono che è stato tolto il fatto di certificare se sei o non sei positivo, ma non ha importanza, perché uno, ci sono ancora il corpo della cosa che è definire cosa stai andando a fare. Tu non puoi definire, certificare cosa stai andando a fare, tu non puoi scrivere sto andando a fare la spesa, perché le certificazioni per legge possono certificare solo qualcosa che è già documentato. Cioè tu puoi fare una sostituzione di un certificato perché c'è un certificato. Tipo, c'è un certificato che dice che io sono nato in quella data, in quel posto. Io posso fare un'autocertificazione dicendo sono nato in quella data, lo autocertifico. Un domani qualcuno vuole controllare se ho detto una balla oppure no, va a prendere il documento. No? Ma io non posso certificare cosa farò dopo. Io non posso dire certifico che sto andando a fare la spesa, perché se poi buco una gomma e non vado a fare la spesa, io ho commesso reato. Ho certificato una roba che non è avvenuta, no? Oltre al fatto che non c'è nessun certificato che vada a fare la spesa, non esistono certificati ufficiali quando faccio la spesa, ma neanche nel futuro ci sono, no? Quindi io non posso certificare eventi futuri, è proprio impossibile. Quindi quando ti dicono devi scrivermi qua cosa stai andando a fare, tu gli rispondi io non posso. È un atto illegale, questo è un atto illecito, mi sta chiedendo di fare un reato. Io non posso farlo. Nel senso, e tu dovresti stare attento, caro poliziotto, perché stai commettendo un reato, mi stai istigando a delinquere, anzi, se poi mi dici se non lo fai ti multo, ti rompo i coglioni, mi stai proprio forzando a delinquere, capisci? Quindi qua la situazione diventa gravissima per lui, per te, per tutti, a livello di conseguenze penali. Quindi di per sé già l'autocertificazione in sé è una roba che, e difatti oramai gli agenti cominciano a saperlo, un po' meno quelli delle polizie municipali, perché poverini, io li capisco, io avevo preparato e ero in contratto con dei comuni per fare i corsi agli agenti di polizia municipale, perché intorno al 2000 sono stati trasformati in polizia e prima erano, non voglio farlo offensivo, ma i vigili erano dei custodi col fischietto, capito, no? Poi invece, non tutti, non dappertutto, c'erano delle città metropolitane che avevano polizia locale, che non era ancora polizia locale, erano ancora vigili urbani, ma erano comunque molto preparati, molto in gamba. Milano aveva un ottimo corpo, altre città. Però la maggioranza dei vigili urbani erano delle persone col berrettino, fischietto, quasi a livello di toccatozzo, cioè sapevano due cavolate del traffico perché erano le uniche competenze in cui erano impegnati. Dal 2000 sono diventati forze di polizia antigiudiziaria, hanno degli obblighi oltre che dei poteri di cui non sanno un cazzo, non sono pronti, non sono preparati. Per cui in particolare le polizie municipali non sanno che cazzo fanno, vengono lì, ti chiedono di fare una certificazione, tu gli dici guarda che è illegale, ma non lo sanno, non conoscono la legge, non conoscono la procedura, non conoscono il TULPS, non sanno niente. E addirittura magari appunto si lasciano imbizzarrire da questo momento di delirio in cui le forze di polizia per qualche motivo sono state proprio scatenate
una maniera aggressiva verso i cittadini e con anche argomenti o metodi brutali cercano di costringerti, no, a fare una roba, di convincerti che se non ti metti la mascherina in faccia verrai arrestato. Siamo nel delirio, no? Però invece, per esempio, le forze di polizia un po' più preparate, spesso i carabinieri, non tutti, non in tutti i posti, ma spesso sì, spesso la polizia di Stato o altri corpi di law enforcement che sono più preparati, magari arrivano e ti dicono guarda, deve fare l'autocertificazione, tu gli dici ma scusi, c'è sta legge, cioè me lo sta dicendo in forza di legge, perché qui c'è un reato, e ti dicono vabbè allora guardi vada, perché sanno anche loro che è imbarazzante. Allora loro dicono se io gliela chiedo e questo me la firma, io la prendo, me ne vada, facciamo finta di niente, insomma abbiamo fatto una gran cagata, ma se invece qualcuno si mette lì a questionare, se sono preparati, schivano, cioè, perché sanno benissimo che non c'è niente che possa reggere, che quello stanno facendo è completamente illegale. Però se gli dicono di farlo, cosa possono fare loro? Non è che possono dire mi rifiuto di farlo, ma sotto processo loro. Quindi insomma la situazione è veramente un po' brutta. Riguardo a quello, allo specifico punto che mi dicevi, cioè se facendone tante acquistino valore, allora esiste un processo che è quello che legalmente adesso, sinceramente non mi ricordo adesso, mi viene in mente l'usucapione, ma non si chiama usucapione. No, consuetudine mi suggerisco. Consuetudine, esatto, si chiama consuetudine. Grazie Luca. L'usucapione è uno dei diritti che arrivano con la consuetudine, per esempio, cioè che è un classico esempio. Se tu hai un giardino che ha all'interno c'è un viale e la gente ci passa, se la gente continua a passarci per un tot di tempo, mi sembra che più o meno i tempi mediamente su queste cose siano 10 anni, no? E tu non glielo impedisci, e poi un giorno dici adesso basta, non potete più passare perché il giardino è mio, quelli possono fare ricorrere legalmente e dire no, sono 10 anni che ci passiamo, oramai è un diritto acquisito, si chiama usucapione, no? Allora in questi casi qua la proprietà privata per esempio può venire ridesignata sulla base dell'uso, no? della consuetudine. Se questa cosa è stata per tanto tempo, si è diciamo, utilizzata, un bene, un servizio è stato utilizzato anche da chi non aveva diritto, ma chi aveva diritto non si è mai opposto, pur avendone tutti i mezzi, essendolo informato, vedendolo tutti i giorni, allora di fatto si considera accettato come uso e quindi una consuetudine può diventare anche legge, cioè può diventare legale. Ma in questo caso io non vedo la possibilità che questa possa diventare consuetudine perché non ci sono i tempi tecnici. Cioè se anche tutti gli italiani, tutti i 60 milioni dal primo all'ultimo firmassero un documento illecito oggi, come è l'autocertificazione, non è che qualcuno può dire va bene, ha firmato tutti, diventa legale. Non è perché sono tanti. Non basta che sono tanti, serve il tempo. Cioè bisogna che continuiamo a firmare autocertificazioni illecite per 10 anni. Allora si può dire sì, è una cosa sulla quale c'è la continuità e si è creato almeno per legge. Poi in questo momento stanno facendo quello che vogliono in tutti i modi, per cui c'è, per quanto ne so io, possono anche dire, inventarsi che se l'hanno firmato un numero dispari di persone diventa legge. Cioè, siamo veramente nel mondo di papalla, quindi, però a rigor di legge io non credo che basti il numero. Poi io personalmente comunque invito tutti, quando venite fermati, almeno nei limiti della sopravvivenza, di provare a accennare in termini di legge che l'autocertificazione vi sembra un atto illecito, perché vi chiedono di certificare una roba sulla quale non avete certezza. Dicevo prima, tu non puoi certificare cose future, perché se tu certifichi che succederà una cosa in futuro, tipo appunto che vai a fare la spesa, ma poi arrivi e il negozio è chiuso, tu sei in reato, perché hai certificato che andavi a fare la spesa in quel posto, ma non sei andato a fare la spesa in quel posto. Ma se poi, mentre andavi, ti viene in mente che... No, oppure vai, entri, ma non c'hanno il pesce, e tu, per vari motivi, hai bisogno di comprare il pesce, o vuoi il pesce, insomma, è un tuo diritto, no? Allora magari vai in un altro posto a prendere il pesce, di nuovo hai mentito, perché tu hai detto che andavi in quel posto, invece sei andato in un altro. Ma tu come facevi a sapere che non avevano il pesce, o che era chiuso, o che bucavi una gomma, o che c'era troppa gente? E allora magari neanche riuscivi a entrare, ti mettevi in coda, aspettavi e poi andavi a casa. Tu dici, io ho scritto che dovevo fare la spesa, non ho fatto la spesa. Di nuovo hai certificato il falso. Per questo motivo non puoi certificare cose future. Come anche, questo è lo stesso motivo per cui era illegale l'autocertificazione sulla vaccinazione. Quando dicevano ai genitori, tu devi fare un'autocertificazione che ti impegni a vaccinare tuo figlio in futuro. Non puoi certificarlo. Come faccio a impegnarmi? Io mi impegno a vaccinare mio figlio tra 3 mesi e mio figlio domani va sotto un autobus e muore. E io come sul reato, oltre al fatto che mi è morto mio figlio, oppure come sul reato perché ho certificato una cosa falsa. Non l'ho vaccinato 3 mesi dopo. Ma certo, ma che ne so io cosa succede tra 3 mesi? Posso essermi trasferito all'estero, posso aver avuto un incidente, io posso aver perso la memoria, ma qualunque cosa, il futuro non posso certificarlo, è impossibile.
È come se io certificassi che tra 2 mesi e mezzo io e te andremo a cena assieme. Ma che ne sappiamo? Cioè, è impossibile. Quindi è un documento completamente illecito. Il mio consiglio è di farlo notare in maniera cortese, ovviamente, senza, non è che dovete dire, ah, maledetti imbroglioni, maledetti, mi volete costringere. Dici, sì, guardate che qui mi sembra che ci sia un illecito. Poi se questi qua ti minacciano, ti insultano, ti aggrediscono, che ne so, ognuno si organizza un po' come gli sembra più ragionevole. Potete pure eventualmente, alla peggio uno può anche addirittura firmarla e poi alzare il telefono e chiamare un'altra forza di polizia e denunciare che sei stato costretto a un atto illecito contro la tua volontà. Penso che tutte le domande abbiano avuto risposta. Se qualcuno ha ancora dei dubbi mi può mandare un messaggio. Adesso sento un attimo, l'ultima mi ha mandato un vocale. Mi azzittisco un attimo. Ok. Beh, intanto io ringrazio tutte le persone che sono ancora qua. Adesso sono 3 ore praticamente, che siamo più di 3 ore che siamo qua. Per cui, insomma... Ringrazio anch'io tutti gli ospiti e è stato molto bello riuscire a mantenere la tradizione della conferenza del 13, quindi finora non ne abbiamo saltato nemmeno una. Non sappiamo quando ci apriranno le gabbie, per così dire, visto che ormai ci hanno rinchiuso, e faremo il possibile per essere con voi anche nei mesi seguenti. Grazie a Stefano per aver accettato l'invito e grazie soprattutto per esserti impegnato ad essere con noi fra 10 giorni, questo splendido seminario che stiamo aspettando da un anno. Quindi invito tutti voi ad iscrivervi perché, come avete visto, i posti sono pochi e a chi lo vorrà ci vedremo fra una decina di giorni. Ovviamente, essendo in pochi e avendo sistemato anche l'apparato tecnico, le cose andranno anche molto più lisce di questa sera. Anche perché in 20 verrete bastonati. No, dai, vi raggiungeremo nelle case. Avremo un po' più di Avrete anche tempo. la possibilità di parlare, di interagire, quindi è una cosa completamente diversa, ovviamente. E poi avremo un po' più di tempo, nel senso che veramente io stasera mi rendo conto e sono anche un po', non dico triste, però insomma dispiaciuto perché al 50% delle cose che avevo da approfondire, da commentare, non ho potuto farvele presenti. Cioè, mi sento un po' castrato. Ecco. Ti tampineremo, vero Regina? Ti tampineremo. Per Ci cui tenete. ci sono delle cose da sviscerare. Per esempio, una cosa che mi viene in mente prima che Regina dica la sua domanda. Difatti c'era un'altra domanda, non dimentichiamo. Sì. Prima che lei dica l'ultima domanda, la maggior parte delle persone non sa che quei tantissimi casi di poliomielite che sono successi negli anni 30, 40, 50, eccetera, Il DDT. la maggior parte abbiamo scoperto, è stato scoperto che praticamente è stato per l'uso del DDT. Una volta che è stato eliminato, cioè ci facevano il bagno i bambini, In alcune fattorie i bambini si immergevano in questi vasconi di DDT, li spruzzavano dappertutto, in spiaggia, una cosa impressionante. E se voi spruzzate un moschicida, una di queste cose qui, le spruzzate sulle mosche, sulle formiche, eccetera, vedrete che questi animaletti hanno gli stessi spasmi che avevano quei bambini che erano sottoposti a questo avvelenamento continuo. L'ultima parola con Regina. Sì. Adesso vediamo se vi faccio sentire direttamente l'audio, vediamo se si sente. Allora. Vai. Sì, scusa. Sentite? No, scusami, non riesco a capire quello che sta dicendo. È meglio se me lo traduci a questo punto. Okay. Eccolo qua. Eccomi. Ciao Stefano. Ciao Marco, dimmi. Allora, ti volevo fare questa domanda. Praticamente per l'iscrizione per la fascia 0-6 anni, quindi per i servizi all'infanzia, nido e asilo, praticamente si potrebbe fornire il certificato d'omissione che l'ASL è tenuta a rilasciare al cittadino. Cose che non stanno succedendo. Io ho fatto richiesta, ma sono di Milano e praticamente mi viene detto che la regione non ha previsto un tale tipo di certificato, però di fatto nella loro PEC prendono atto addirittura anche se sono per la libertà di scelta, mi hanno etichettato come Novax. Quindi
non so, volevo sapere una tua opinione su come, innanzitutto, sarà possibile usare un'autocertificazione, ma non penso. Oppure se c'era un escamotage per riuscire ad avere questo certificato, proprio inserito nella legge Lorenzina, la possibilità di fornire per l'iscrizione per l'anno accademico il certificato d'omissione, quindi per legge dovrebbero darlo, però di fatti sono tempi un po' particolari questi. Grazie. Dunque, io rispondo per quello che posso, ovviamente. Penso che con omissione tu intendessi esenzione, giusto? Mi confermi? No, diciamo che l'esenzione può essere data per motivi medici. C'è proprio nella legge Lorenzina la possibilità del certificato d'omissione, e l'omissione è il non adempiere. Ah no, allora guarda, mi trovi impreparato. Io proprio il concetto di omissione non lo conoscevo, come non conosco, ma penso che non abbia alcuna validità giuridica, alcun tipo di classificazione Novax. Cioè, potrebbero classificarti anche Piccirillo, a livello legale non ha alcun valore, non esiste nessuna classificazione Novax. Possono esserci appunto cittadini inadempienti rispetto a una legge, a una norma, e anche qui bisogna vedere le motivazioni, le ragioni. Appunto io conoscevo diciamo, l'aspetto dell'esenzione, avevo anche un po' approfondito poco in realtà, per cui non è che posso parlarne approfonditamente, però so che c'erano e so che erano state ridotte in maniera scheletrica le possibilità di esenzione, per cui addirittura anche chi aveva un familiare, un congiunto stretto che aveva subito danni gravi, ma addirittura una persona che avesse già subito danni certificati da una vaccinazione non era motivo per essere esenti da altre vaccinazioni, anche se avevano dentro gli stessi diritti, lo stesso tipo di adiuvanti, lo stesso tipo di sostanze, per cui che è già assurdo, no? Però ecco, per cui io sapevo che l'esenzione era stata resa praticamente quasi impossibile, ed è evidentemente un modo di mettere sotto pressione i medici, perché un medico appunto convinto che un bambino possa avere dei problemi con tanto una vaccinazione può fargli l'esenzione per quello, ma se gli limitano in tutti i modi le possibilità diventa anche difficile per un medico che voglia fare un'esenzione, riuscire a firmarti l'esenzione, perché lo mettono spalle al muro, lo incrociano. Era fatto un po' per quello, per rendere impossibile ai medici firmare esenzioni, no? In maniera legale, e quindi obbligare sostanzialmente a vaccinare chiunque con il bambino. Invece questa cosa che mi dici tu dell'omissione non ce l'ho presente, so che esisteva il rifiuto, però il rifiuto informato era prima della legge Lorenzin, dopo che io sappia c'è l'inadempienza, cioè che uno semplicemente... In pratica è quello. No, esatto, allora però questa è una cosa diversa, l'inadempienza nelle prime bozze addirittura c'era la segnalazione ai servizi sociali per chiedere la sospensione della patria potestà, cioè un delirio folle proprio. Poi questa cosa si è, nel percorso già di trasformazione solidità in decreto, si è un po' moderata, e poi nella trasformazione in legge si è del tutto moderata, e poi dopo è stata ulteriormente, mi sembra, modificata in seguito sotto il ministro Grillo. Per cui diciamo che gli obblighi, le cose si sono ridotte, e il tipo di sanzione è diventata puramente amministrativa, cioè un pagamento di una sanzione che non ha neanche aspetti penali, no? Per cui non è che resta il caso di varie robe del genere, semplicemente si pagano dei soldi. Se vogliamo dirla in maniera brutale, è una sorta di pizzo, cioè è come se ci fossero, quando vai con la macchina, vai in spiaggia e ti capita che incontri uno che è lì con un maglioncino, che fuma uno spinello, e dice mi devi dare 2 euro. Dici, ma chi sei? Perché devo darti? Va bene, ti do 2 euro, così non ho paura che mi righi la macchina, ecco, mi spacchi in vetro, no? Però è una cosa del genere, un pizzo mafioso così che si fa alla cazzo. Voglio mandare mio figlio all'asilo, ho tutto il diritto di mandarcelo, è sano, non mi lascia la salute di nessuno. Gli dicono, devi fargli devi iniettargli questi prodotti. Gli dico, guarda, non voglio, devi darmi dei soldi. Vabbè, tieni sti soldi, vaffanculo, fai entrare mio figlio, no? Però ecco, che io ero rimasto che era questo il modello e la situazione, si era ridotta a questo. A livello percettivo, ovviamente, i bambini non vaccinati sono ancora visti, o perlomeno si è tentato di farli vedere alla maggioranza delle persone come dei rischi per la salute e la sopravvivenza del genere umano, però poi a livello reale, concreto, amministrativo e legale c'era solo questa sanzione. Adesso non so quanto torneranno alla carica, visto che ovviamente adesso c'è tutta la prosopopea del Covid e del fatto che gli asintomatici adesso saranno la nuova pestilenza, saranno quelli sani, no?
probabilmente diventerà che devi andare in giro tossendo, perché se tossisci, scatarri e tutto, allora vabbè sì, sei malato, non c'è problema. Se invece per caso sei sano, respiri bene, ti muovi, diventi pericoloso, per cui entreranno delle sanzioni se ti respira troppo bene. Però per i bambini e per la scuola, così che io sappia, siamo rimasti ancora a quel livello, cioè c'è solo una sanzione, la paghi finché tra l'altro va all'asilo, poi quando arriva alle scuole non c'è più. C'era quel DDL 770 da 1000 anni con 1000 cambiamenti in corso d'opera che minacciava cose dell'altro mondo, per cui diceva addirittura uno che non c'era più limite al numero di vaccinazioni, riguardava così qualsiasi malattia su cui un panel non meglio definito avrebbe definito lo stato di emergenza. Questa parola comincia a essere veramente spaventosa, perché lo stato di emergenza abbiamo visto nei fatti che viene definito non sulla base di un numero percentuale, un'incidenza dei morti, roba del genere, ma sulla base dello scostamento dal numero previsto. Per cui, per esempio, questo è un fatto accertato, cioè reale, mi sembra in Emilia-Romagna, è stato dichiarato, no, lo stato di emergenza della pesca dal solito impazzito presidente di regione di turno, sulla base del fatto che c'è stato un caso di morbillo. Cioè, perché emergenza? Perché ne avevamo previsti 0 e quindi ce n'è uno e siamo in emergenza, cazzo, hai di più del previsto, no? Allora è chiaro che se io prevedo che l'anno prossimo ci saranno 0 casi di influenza, scoppierà un'emergenza che non te la immagini neanche. Però l'idea è che se metti una legge come quella che c'era in Fieri nel 770, che dice un panel deciderà quando c'è l'emergenza sulla base dei numeri previsti e dei numeri effettivi, senza mettere limiti né a chi è sto panel, né a chi lo decide, sulla base di cosa, no? E in più quali sono i limiti, no, di numeri, di rapporti, di percentuali, questi ti diranno semplicemente l'anno prossimo non si ammalerà nessuno. Quindi poi qualunque persona si ammali di qualunque cosa, siamo in emergenza perennemente, costantemente, e quindi vanno al diavolo tutti i diritti di tutti, si può obbligare tutti a fare tutto per poter lavorare, andare a scuola, fare la patente. Cioè, è evidente che siamo di fronte a una deriva che non ha margini, non ha proprio margini, l'abbiamo visto in questi mesi, non ha proprio margini. Cioè, ci chiudono in casa, ci impediscono di uscire, ci impediscono di respirare. Cioè, capisco lo shock, però di fatto secondo me da qui bisogna, diciamo, non si esce se non effettivamente prendendo coscienza che lo Stato di diritto è scomparso e che quindi dobbiamo operare per reclamare, non chiedere, reclamare che si torni a una condizione di Stato di diritto, oppure accettare che non c'è più lo Stato di diritto, però attenzione, se non c'è più lo Stato di diritto, una persona con una pistola non è più rappresentante di niente, è una persona armata. Quindi se io vedo una persona con una pistola che mi si avvicina, io penso che sono in pericolo e reagisco come reagirei se arrivasse un pericolo. Non possono pretendere che io riconosca l'autorità di qualcuno se l'autorità non c'è più. Cioè, se mi toglie l'autorità, allora io poi non riconosco più nessuna autorità. Se mi dicono devi pagarmi dei soldi per fare questo, io valuto se pagare dei soldi o se reagire con violenza o se trovare un escamotage per fuggire da una trappola, da un abuso di qualunque genere, perché ormai tutto è abuso. Cioè, nel senso, se scompare lo Stato di diritto. Oppure lo Stato di diritto c'è, e allora però ho dei diritti e mi li devi rispettare, se no io li reclamo forte. Se cominciano ad esserci cose come quel TSO che ho segnalato alla chiusura della conferenza, ecco, casi come quello ti fanno capire che no, allora qui siamo fuori. Cioè, nel senso, se questo Stato diventa uno Stato in cui esprimere un'opinione dissenziente viene punito con reclusione ospedaliera e rincoglionimento da psicofarmaci per giorni e giorni legato a un letto, senza assistenza legale, allora no, cioè, scusate, non esiste più lo Stato di diritto, appunto. Cioè, siamo nella condizione degli schiavi, non so, ma neanche, avevano più diritti gli schiavi che battevano il cotone in America. Cioè. Per cui cosa bisogna fare? Bisogna fare quello che facevano gli schiavi in America quando gli davano la caccia, scappavano e se potevano reagivano. Penso che abbiamo... Regina, sei a posto? No, sì. Non ho altre domande. Perfetto. Bene, allora ringraziamo
Vi ringraziamo ancora per essere stati con noi. Grazie a Stefano Re e ci vediamo prossimamente. Per chi ha piacere al seminario, fra una decina di giorni, altrimenti ci vedremo il prossimo 13. Grazie e buona serata. Grazie a tutti. Ciao, grazie Stefano. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Buonasera, grazie. Ciao, grazie. Bella. Ciao, che bello Ciao, vedervi. Ciao. Ciao Regina, ciao Francesca, grazie. Ciao. Vi abbraccio tutti, veramente. Grazie. Fate quello dimostra che Io ho mutato tutti. Chi vuole aprire il suo microfono per salutare lo può fare singolarmente. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Renato, che bello vederti, ciao. Bellissima, interessantissima, ciao. Grazie, ciao, ciao, a presto. Grazie a tutti, sono Sara. Grazie di cuore, è stata una conferenza molto interessante, spero di esserci sabato con Stefano. Ciao, ciao. Buonanotte a tutti, grazie. Ciao.